11.30, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre alla nostra edizione straordinaria che ci accompagnerà alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia tra un'ora. Oggi, come avevamo anticipato nella giornata di ieri, poi vi raccontiamo davvero uno di quei cortocircuiti della politica e dell'informazione delle ultime 24 ore che riguarda la candidatura a governatore di Arturo Lorenzoni, sulla quale insomma per una dichiarazione a Ring dell'altra sera si è creato un pandemonio in queste ultime ore. Dunque, oggi, come avevamo anticipato, il governatore Luca Zaia presenterà il piano per le imprese di questa regione, 500 milioni il peso di questo piano. Dovremmo collegarci a breve con Ettore Rosato, leader di Italia Viva e vicepresidente della Camera, poi il sottosegretario all'interno Achille Variati, quindi il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto, ma è bene chiarire finché stabiliamo il collegamento tutto quello che è successo. Allora, quanti di voi hanno seguito Ring la giornata di ieri avranno visto anche come Arturo Lorenzoni, diciamo, a precisa domanda se dopo questo scontro vero o presunto con il governatore Luca Zaia da parte dello scienziato Andrea Crisanti sul fronte dei tamponi, la strategia che non c'era, una baggianata se davvero raccontiamo che ci fosse questa strategia, aveva detto Crisanti attaccando la direttrice del Dipartimento di Prevenzione in questa regione, Francesca Russo. Insomma, chiediamo allora a Crisanti, scusate, a Lorenzoni, se il professor Crisanti potrebbe allora diventare, il dottor Crisanti, una figura di riferimento per l'area di centrosinistra, magari un candidato unico, mettendo d'accordo sia centrosinistra e Movimento 5 Stelle, quindi superare le candidature di Lorenzoni stesso e Cappelletti. Quando Lorenzoni risponde sarebbe stupendo si mettesse in campo al mio posto una figura come quella di Crisanti, apriti cielo, si scatena diciamo, come in questi casi, la diffusione massificata di questo video dell'altra sera di Ring, quindi finisce questa mattina anche nel dibattito in aula in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, ve lo possiamo confermare insomma da quello che abbiamo sentito anche poco fa. Tra l'altro il Consiglio regionale in questi momenti sta cercando di far passare una norma che stringa i tempi di indizione delle elezioni nella nostra regione, così come per le altre che vanno al voto, cioè non i 60 giorni da adesso, appunto dal momento dell'indizione del voto, i 60 giorni, ma ridurli a 50 come hanno altre regioni che stanno per andare al voto, e così tentare magari il blitz dell'ultimo minuto e votare a luglio o appunto agosto. E questo episodio appunto viene citato in aula. Non so se appunto, fammi sapere Tony se abbiamo poi il vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Cosa succede a ulteriore racconto di tutta questa vicenda che vi stiamo spiegando in questo momento? Interviene la Silvia Rizzotto, consigliere regionale capogruppo della lista Zaia, dicendo sostanzialmente che Lorenzoni ha abdicato alla sua candidatura. A tutto questo ora si aggiunge anche un video che è quello di Roberto Marcato. Vediamo dov'è? Eccolo qua, Roberto Marcato. Sì, grazie Tony, se sei pronto lo facciamo sentire. Quindi l'assessore regionale allo sviluppo economico che appunto fa sentire questa parte dell'intervento di Arturo Lorenzoni, che poco fa ha precisato: io non abdico, stiano tranquilli Zaia e i suoi. Oggi la rete non va, non so che c'è, però mi piacerebbe farvi vedere e sentire questo video. Eccolo qua. Dimmi se ci sei, Tony. Non si sente? Come mai non si sente? Vabbè, adesso cerchiamo una soluzione, mi dispiace, forse... Eccolo qua. Alzo il volume io, ho trovato il modo, eccolo qua, prego. Candidato, mi scusi, intende a cosa? Governatore opposto a Zaia, diciamo, che metta d'accordo superando la sua candidatura, quella di Cappelletti, non lo so, facciamo forza politica.
Niente, allora, vabbè, non so perché non va l'audio, vediamo se riusciamo a sistemare, magari forse riavvio anche il computer, fatemi sapere dalla regia. Comunque in sostanza l'assessore Marcato fa sentire questo video e poi arriva la nota di pochi minuti fa di Arturo Lorenzoni che dice Zaia e i suoi stiano tranquilli, Marcato dice ha voglia o non ha voglia Lorenzoni di fare il candidato di rappresentare i Veneti, lo dica. Lorenzoni risponde Zaia e i suoi stiano tranquilli, nessuno abdica, la mia battuta sul professor Crisanti era evidentemente un modo per rilevare ancora una volta quanto il suo lavoro, contrariamente a quello che oggi dice il Presidente della Regione, sia stato e sarà determinante per il Veneto. Così in una nota il candidato Presidente del centro-sinistra in Veneto Lorenzoni interviene sui commenti suscitati da una sua dichiarazione in TV a Ring su Antena 3 lunedì sera. Il Veneto, aggiunge, ha bisogno di chiarezza, non di giochetti di potere tra correnti di partito. Tutta la propaganda di queste ore è una manovra di Zaia per assumere la leadership della Lega e estromettere Salvini dalla corsa a futuro candidato premier, quindi diciamo mette la pulce nell'orecchio anche della Lega. Va bene, insomma, vi abbiamo raccontato questo cortocircuito nato da una intervista l'altra sera a Ring del candidato Arturo Lorenzoni. Sarebbe interessante capire se poi con Italia Viva si è trovato l'accordo anche per la candidatura di Lorenzoni in Veneto. Saluto e ringrazio, lo vedo collegato e so che ha pochissimi minuti, ma insomma mi dica lei, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e leader di Italia Viva. Buongiorno Rosato. Buongiorno a voi. Che mi dice, avete poi trovato l'accordo oppure tutto è passato, diciamo, si è cristallizzato con il lockdown? Naturalmente l'emergenza non era certo trovare accordi sui candidati, certo, ma era occuparsi dell'emergenza economica e sanitaria, cosa su cui abbiamo concentrato le nostre energie, e penso che abbia fatto bene anche Zaia a concentrare le sue energie sul combattere l'emergenza sanitaria ed economica. Dopodiché il Partito Democratico e Lorenzoni hanno preso la loro strada, noi prenderemo la nostra e non è la stessa strada. Ah, quindi questo ormai resta così. Va bene, insomma, non so se lei ha seguito un cortocircuito sul quale diciamo, è zompata la Lega del Consiglio regionale per una possibile candidatura dell'uomo dei tamponi, no? Lo conoscerà anche lei, il dottor Crisanti, che nei giorni scorsi ha avuto uno scontro anche con la Regione. Quindi Lorenzoni a questo dice sarebbe stupendo, ma insomma non ha abdicato, poi ha chiarito, ecco, Lorenzoni. Senta, Presidente, allora, come mai avete salvato Salvini? Figuriamoci, noi abbiamo salvato Bonafede, non Salvini, l'altro giorno in Senato. Salvini, a parte la matematica che non è un'opinione, 13-7, noi eravamo in 3 e ci siamo astenuti dal voto, quindi anche se votavamo, grazie a un pezzo del Movimento 5 Stelle che ha votato con Salvini, il risultato sarebbe stato lo stesso. Ma non è questo il punto. Noi abbiamo ritenuto e ribadiamo ancora che la giunta delle autorizzazioni non è un luogo dove celebrare le vendette politiche, è un luogo dove si esaminano le carte e si procede di conseguenza. Noi abbiamo chiesto che ci fosse data della documentazione che non ci è stata data e quella documentazione serve a noi per decidere, come abbiamo fatto sempre negli altri casi, assumendocene tutte le responsabilità, se procedere a dare un'autorizzazione a celebrare un processo o meno. Questo avverrà nelle prossime settimane, prima di andare a fare il voto formale dell'Aula, che è l'unico luogo dove la decisione verrà assunta. Ah, ok, va bene. Senta, va bene, voi ora però avete bisogno, cioè chiedete, no, al Premier il famoso cambio di passo. Sì? Su questo, e vedo, in buona sostanza mi pare siate l'unica forza politica che è d'accordo con il Premier nel superare il codice appalti in questo momento, il modello Genova, no? Mi sembra invece Movimento 5 Stelle e PD siano un po' più freddi su questo. Comunque, piano infrastrutture, no? Un bel investimento notevole nel nostro paese che possa dare finalmente una mossa alla politica. Prego. Ma noi abbiamo chiesto 2 cose al Presidente del Consiglio, su cui abbiamo avuto assicurazioni l'altra settimana, che nei prossimi 15 giorni si va in Consiglio dei Ministri, e io sono convinto che il Presidente del Consiglio manterrà la sua parola. La prima riguarda il piano infrastrutture, come lei giustamente ricordava, sono 120 miliardi di euro pubblici e privati che possono essere sbloccati e darebbero fiato all'economia, oltre a realizzare infrastrutture che servono a questo Paese. Bisogna superare il codice appalti con la logica che
che abbiamo utilizzato per l'Expo, per Pompei, per il Ponte Morandi a Genova, cioè quella di nominare un commissario che supera tutti i diversi soggetti che devono decidere, e con un controllore che è stato individuato nell'ANAC, cioè l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che controlla post quello che accade. Questo ha reso possibile realizzare l'Expo, ha reso possibile la costruzione del Ponte Morandi in tempo record. La seconda richiesta che abbiamo posto al Presidente del Consiglio riguarda il Family Act. In questa pandemia i soggetti più deboli sono state le famiglie, perché le scuole sono chiuse, perché i servizi non sono stati adeguati a rispondere ai bisogni di chi ha figli, perché i bambini costano, e quindi se vogliamo dare un rilancio a questo Paese, se vogliamo dare una risposta alle famiglie, che poi sono coloro che consumano, c'è bisogno di una politica integrata sulle famiglie. La ministra Bonetti ha fatto una proposta molto articolata, che in questi giorni verrà valutata dal Consiglio dei Ministri, e noi siamo fiduciosi che quella proposta, con risorse vere, con l'assegno universale per i figli, per il riconoscimento di una serie di servizi che in questo Paese oggi non sono garantiti a tutti, servirà per dare una mano a chi questa crisi l'ha pagata con il prezzo più alto. Senta Rosato, e poi faccio vedere intanto Fois già pronto per il collegamento, perché fuori dalla sala della protezione civile a Marghera c'è una protesta, immagino, quindi a brevissimo andremo da Filippo per capire che cosa sta succedendo. Ancora un minuto, Rosato, per noi? Sì, sì, certo. Ecco, senta, la cosa è, mi sembra che quello almeno che si racconta in queste giornate sia la paura o la poca prospettiva che abbiamo, cioè delle scuole, perché non parliamo e non prendiamo una decisione chiara? C'è Anna Ascani, no, che ha anche il viceministro proposto, ma facciamo almeno l'ultimo giorno di scuola che si rivedano i nostri bimbi, i nostri ragazzi, anche una giornata simbolo, ma una chiarezza su cosa sarà. Oggi raccontiamo della Francia, anche l'Italia sull'idrossiclorochina ha sospeso alcune cure, la Corea che ha un rialzo dei contagi, quindi grande preoccupazione. Insomma, della scuola diciamo qualcosa? Ma guardi, intanto della scuola noi abbiamo detto che bisognava fare almeno gli esami. Bene la proposta della viceministro Ascani di fare l'ultimo giorno, figuriamoci, noi avremmo voluto fare anche qualcosa di più. Ci sono comuni che si stanno organizzando, aprendo da soli con modalità un po' casalinghe gli asili o le scuole, cioè luoghi dove i bambini possano essere custoditi. Perché se è finito il lockdown e quindi le famiglie tornano a lavorare, i genitori tornano a lavorare, bisognerà che qualcuno si occupi dei figli. I nonni non sono, diciamo, disponibili per motivi evidenti. Abbiamo bisogno di dove tenere i nostri figli protetti. E in più c'è un tema educativo, non si può abbandonare il tema educativo che attiene milioni di ragazzi che perdono un pezzo importante di un anno scolastico. Noi siamo intanto per programmare una riapertura a settembre seria, fatta bene, con tutte le modalità per cui non ci troviamo con l'acqua alla gola a rincorrere nel mese di agosto le cose. Bisogna dirlo adesso come si riparte con la scuola. Stiamo sollecitando la ministra Azzolina, siamo fiduciosi che anche su questo troviamo delle soluzioni. La scuola non rappresenta un pezzo accessorio del sistema paese, diciamo, è uno dei pilastri fondamentali e bisognerebbe comportarsi di conseguenza. Grazie davvero a Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, grazie buona giornata. Grazie, buon lavoro. Allora andiamo a Venezia, ma credo sia già pronto anche Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno, quindi quando pronto lo salutiamo. Filippo, buongiorno, ben trovato. Abbiamo visto passare anche l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato. Chi sono e cosa rappresentano le persone con te? Dunque è una delegazione di lavoratori del comparto Gran Turismo di Venezia. La situazione, come sapete, a Venezia è gravissima, la città, che ha come voce molto importante della propria economia quella del turismo, è letteralmente in ginocchio. Queste persone peraltro non percepiscono lo stipendio da circa 3 mesi, perché c'è un fondo che adesso di solidarietà possiamo definire, che in questo caso dovrebbe intervenire, che però non è intervenuto perché è stato commissariato ed è tutto bloccato a Roma. Oggi questa delegazione di lavoratori
lavoratori, sono naturalmente molti di più, in realtà quelli che sono interessati da questa crisi, sta manifestando qui di fronte alla Protezione Civile di Marghera, ha consegnato una lettera aperta al Presidente della Regione Luca Zaia nella quale esprime proprio tutte le preoccupazioni della categoria. Io chiedo più o meno quanti siete, voi qua siete una piccola delegazione, in quanti lavorate nel comparto? Calcolarci è difficile perché non parliamo, siamo Gran Turismo, ci sono i taxi, ci sono gondolieri e tutto quanto l'indotto che porta tutto quanto. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi durante le nostre attività normali ci vengono detratti dei fondi che vanno al gruppo Solimare e in questo momento di crisi dove dovremmo avere delle certezze per tutto quello che abbiamo pagato noi e i nostri armatori, ci troviamo che da marzo non percepiamo soldi e non abbiamo possibilità di parlare con nessuno perché i sindacalisti non sanno neanche loro e non c'è nessuno. Oggi ci troviamo appunto qui per dare un po' voce al nostro settore che non vede soldi, cioè noi siamo famiglie, padri di famiglie con tutte le spese che ci sono a gestire una famiglia, le bollette e tutto quant'altro, e siamo ridotti all'osso che non abbiamo soldi neanche per dare da mangiare ai nostri bambini. Tra l'altro questa crisi ha fatto scoprire che il Fondo Solimare è stato commissariato, è tutto fermo a Roma e non riuscite proprio a venirne fuori, anche perché vi mancano gli interlocutori che adesso sperate di trovare anche tra gli esponenti regionali, perché la situazione è veramente molto grave. È gravissima, sì. Diciamo che mi riallaccio a quello che stavate dicendo voi, così a grosse spanne stiamo parlando solo dell'indotto nostro del Gran Turismo, stiamo parlando di 1 migliaio di persone, senza contare tutte le altre che ovviamente lavorano con noi come addetti ai pontili, guardie giurate o quant'altro. Ed è tutto fermo al momento? È tutto fermo e il problema è che questa emergenza Covid-19 che ci ha colpiti ha bloccato di fatto tutto il turismo turistico, diciamo extra italiano, quindi lo straniero. A Venezia lavoriamo per il 90% di stranieri. Adesso ci saranno delle riaperture, però ad esempio si potrà cominciare a muovere qualche barca, ma non c'è lavoro per tutti. Allora la situazione è che tutti noi ci troviamo, chi con il Solimar, chi che si trova in cassa integrazione, chi si trova in disoccupazione che la sta per finire o l'ha già finita, si trova senza possibilità economiche, senza uno stipendio e si vede allarmato dal fatto che la stagione probabilmente non potrà ripartire prima di aprile 2021. Quindi è persa sostanzialmente quest'estate. Cosa chiedete alla Regione? Alla Regione chiediamo che si interessi, come lui è il primo delegato rappresentante per la Regione Veneto dei Veneti, che ci rappresenti in tutte le istituzioni possibili. Dimmi Ferdinando. Allora, dobbiamo tornare da voi tra poco. Tu continua pure a sentire, abbiamo dato voce a questi lavoratori, giustissimo, e purtroppo per le loro difficoltà in questo momento. Tra poco ci sposteremo all'interno perché sta per arrivare chiaramente il Presidente Zaia con l'assessore Marcato. Però tu raccogli ovviamente tutte le interviste e ho visto che hanno consegnato il documento all'assessore Marcato all'ingresso, quindi solidarietà ovviamente per la difficoltà che vivono anche questi lavoratori Venezia in questo momento. Scontro fra 2 auto, un camion in autostrada, una persona è morta, caos tra Villa Marzana e Occhiobello, l'incidente in A13, vedete la notizia del Gazzettino.it. Saluto e ringrazio Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno. Buongiorno, ben trovato, grazie anche e mi perdoni per l'attesa di qualche minuto. Buongiorno. Si figuri, ho ascoltato i problemi dei lavoratori del Gran Turismo. Io penso che se c'è necessità di fare il punto anche a Roma attraverso la Regione, il Sole Marcato, il Presidente Zaia, insomma siamo qua perché l'idea è nessuno deve restare indietro e qui i lavoratori ci hanno appena detto che la cassa lavoratori che è alimentata da loro stessi e dagli armatori non sta rispondendo. Facciamo il punto e se c'è qualcosa di bloccato a Roma si sblocca. Certo, questo è un intervento importante, Variati. Senta, allora 20 settembre ci si orienta verso questa data e aggiungo un dato che abbiamo ricordato poco fa. Il Consiglio regionale si tenta di accorciare i tempi dell'indizione e del voto, quindi passare dai 60 giorni ai 50 come in altre regioni che stanno andando o andranno comunque al voto. Questo è il tentativo del Veneto, mi sembra, in aula a Ferrofini in questo momento. Cosa dice di questi 2 ragionamenti? Innanzitutto la data del 20.
Si cerca una data che in qualche modo sia una data di buon senso. Mi spiego. Votare a luglio era praticamente impossibile per i tempi di conversione del decreto e poi anche perché votare col caldo, a luglio è un mese molto caldo, si va a oltre 30 gradi, insomma c'è un periodo per il quale le famiglie, le imprese di tutto si stanno preoccupando, salvo francamente delle elezioni, però le elezioni sono un fatto di democrazia e quindi è giusto rinnovare gli organi della regione e anche dei comuni. Tra l'altro noi in Veneto abbiamo un comune importante che è il comune di Venezia. Allora si sta cercando di trovare una data che metta d'accordo con grande fatica i governatori che avrebbero voluto, se fosse possibile, anche aver già votato. E invece altre forze politiche, in particolare Forza Italia, Fratelli d'Italia, che ritengono invece di andare oltre, cioè di andare nell'autunno. Però abbiamo un'indicazione del Comitato Tecnico Scientifico che dice: il virus è sconosciuto, non sappiamo bene come potrebbe riprendere, però una cosa è certa, che con le temperature basse la possibilità di un nuovo contagio aumenta. Allora cerchiamo, dice il Comitato Tecnico Scientifico, al Parlamento e al Governo, ha detto: cercate di fare le elezioni entro il mese di settembre. Da qui la decisione, l'orientamento del Governo di fare domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre, in modo che la presentazione delle liste dei candidati avvenga dopo Ferragosto, quindi senza impattare su Ferragosto. Arriviamo al 20, il ballottaggio ad esempio per Venezia, se ce ne sarà bisogno, e per un altro centinaio di comuni italiani, potrebbe svolgersi nella domenica e lunedì 4-5 ottobre. Chiudiamo la partita delle elezioni mentre ancora c'è buona stagione e ancora deve arrivare il freddo, anche al nord, anche nelle vallate alpine, perché abbiamo comuni anche nelle vallate alpine, no? Che vanno al voto. E questo potrebbe scongiurare, diciamo, una nuova curva di infezioni. Questo potrebbe. Ovviamente abbiamo allungato le elezioni da sola domenica a domenica e lunedì, in modo da evitare gli assembramenti. Ci saranno degli accorgimenti dentro ai seggi, ci si dovrà disinfettare le mani, si dovrà votare toccando la penna solo con i guanti disinfettati, insomma una serie di modalità che verranno rese note, però è giusto anche votare perché è un fatto di democrazia. Election Day, cioè tutto insieme, no? Questo è ovvio. E mettere tutto insieme, perché sarebbe incomprensibile che si andasse una domenica per votare per le regionali, un'altra domenica per votare per le comunali e un'altra domenica ancora per votare per il referendum confermativo del taglio dei parlamentari. Dai, via, se dobbiamo andare a votare, scegliamo una domenica lunedì e mettiamo tutto insieme. Chiaro, chiarissimo. Senta, assistenti civici. Allora, ieri sera abbiamo seguito anche il ministro Boccia, insomma, tutto quello che... Ma è stato uno sgarbo istituzionale nei vostri confronti, nel ministero che lei rappresenta, quello dell'interno? Cioè vi aveva avvertiti? Sarebbe stato utile che la ministro, la Morgese, insomma, quindi il Ministero dell'Interno fosse coinvolto prima. Però cosa vuole? Quando si lavora si possono anche fare degli errori, non penso che sia stata una volontà di sgarbo istituzionale. Una cosa però è certa per il Ministero dell'Interno: non possiamo parlare di ronde, di sceriffi, di guardie civiche, cioè una specie di corpo di volontà. Non esiste. I controlli, le sanzioni sono di competenza esclusiva delle forze dell'ordine, ma ci mancherebbe altro. Queste invece potrebbero essere delle prestazioni di volontariato con finalità, diciamo, di mera utilità, di solidarietà sociale, di gente che può portare delle informazioni. Nei luoghi, ad esempio, non so, se un parco giochi, c'è una limitazione di entrata di non più di 30 bambini, faccio per un esempio,
Chi è che fuori dal cancelletto del parco giochi controlla e dice no, un attimo, sono già 30, oppure sì, può entrare perché il numero... Ecco, dei volontari, che devono essere ovviamente riconoscibili, che prestano 15-16 ore alla settimana gratis, che al massimo la pubblica amministrazione e lo Stato se ne farebbe carico, paga l'assicurazione, perché se uno insomma cade è giusto che sia assicurato. No, certo. Ma non so se mi sto spiegando. No, è chiaro, però non si occupa, non funziona. Nella sua idea, perché parchi e mercati avevamo letto, però nella sua idea allora sarebbe meglio che per esempio non si occupassero della Movida? Così si taglia la testa al toro. Assolutamente sì. Io non credo che in situazioni particolarmente di tensione ci possano dare dei volontari. Ovvio, un volontario porta un'informazione, può dare un'informazione, può anche dare un consiglio. No? Se uno ha la mascherina e la mascherina, anziché averla nel naso o nella bocca, ce l'ha sul collo, uno magari dice guardi, indossi la mascherina, ma non può fare altro un volontario. Al massimo può fare una segnalazione alle forze di polizia laddove dovesse vedere degli assembramenti, ma dobbiamo tenere assolutamente distinti i ruoli. E direi anche, se mi consente, adesso i ministeri se ne stanno occupando, ma la mia idea è che la selezione, la formazione, insomma deve essere in capo ai sindaci, no? Ma visto che devono operare all'interno del territorio comunale, i sindaci sono i riferimenti, mettiamo i sindaci nelle condizioni di avere dei volontari da utilizzare in senso buono. Qualcuno dice ma c'è già la protezione civile, un momento, perché la protezione civile, che sono ovviamente volontari pure loro ben formati, sono persone che hanno il loro lavoro eccetera, non è che le possiamo distrarre in continuazione, solo nei momenti di emergenza. Quando io sono stato sindaco di Vicenza, ho dovuto affrontare un'alluvione, ma io ricordo ancora i tanti volontari che mi hanno dato una mano, tanti volontari. Ce lo ricordiamo bene, certo, è vero. Il volontariato è una forza di coesione straordinaria. Però ci sarebbero anche i percettori del reddito di cittadinanza tra questi volontari, giusto? I disoccupati. Guardi, i percettori del reddito di cittadinanza sono delle persone che percepiscono un reddito in attesa di lavoro. Quindi quando è possibile e ci sono possibilità di farla lavorare, hanno un dovere di lavorare, perché percepiscono una indennità che non è una regalia, è un assegno, diciamo, di dignità che nel momento in cui tu non hai altri redditi ti consente di sbarcare il lunario. Quindi questi dovrebbero essere in qualche modo ben orientati a tipologie di lavoro come queste. Attenzione però, perché dobbiamo stare attenti anche alla selezione, che non mettiamo su strada persone sbagliate che anziché aiutare creino dei problemi. Allora, Variati, se ha un minuto, le faccio sentire una cosa, perché è la polemica scaturita da una trasmissione Ring e che oggi ha costretto Lorenzoni a una precisazione in una nota. Le faccio vedere l'assessore regionale Roberto Marcato, che prende appunto lo spunto da quel video di un intervento di Lorenzoni a Ring l'altra sera, e così vorrei sentire un'opinione su questo anche da parte sua. Sentiamo. Candidato, mi scusi, intende a cosa? Governatore opposto a Zaia, diciamo, che metta d'accordo superando la sua candidatura, quella dei Cappelletti, non lo so, facciamo fatta politica. Se Andrea Crisanti volesse candidarsi io gli lascio volentieri spazio, nel senso che è persona che io ho conosciuto prima del Covid. È una notizia se dice così, ma guardi, credo che abbia delle cose più importanti da fare, perché ha delle competenze talmente forti nel suo settore che sarebbe una perdita per tutti. Ma se Andrea Crisanti avesse disponibilità a mettersi in gioco, ma io sarei felice e credo che sarebbe una cosa straordinaria per la nostra regione. Ciao Lorenzoni. Ma ghetto voglia fare il candidato del centro-sinistra contro il presidente Luca Zaia per rappresentare i Veneti o no? Perché adesso mi va benissimo tutto, stimatissimo Crisanti, tutto quello che vogliamo, ma non esiste che
arriva un'ipotetica candidatura di un altro e tu sei ben felice di lasciare il posto. Scusa, ma guarda che candidarsi a rappresentare un popolo come quello veneto, una terra come questa, non è una cosa che fai tra un cappuccino e una brioche. Lorenzoni, rappresentare il popolo veneto è la cosa più alta che un essere umano può fare. Ci deve essere un rapporto viscerale con questa terra, con questa gente. Va bene, allora aspetta, Tony, ecco, va bene, il video va avanti, chiaramente la grafica è quella di Roberto Marcato che fa sempre i suoi video molto seguiti su Facebook, e però insomma è stato un cortocircuito incredibile. Variati, vedevo che sorrideva anche lei, però diciamo... No, sorrido, sa perché sorrido? Perché Marcato è bravissimo. Io gli ho detto, quando finirai di fare l'amministratore, il politico, avresti una carriera da attore straordinaria, voglio dire. No, e lo dico, sa, con molta stima e con affetto anche. Ma è stato un cortocircuito, perché Crisanti, c'è stata un'irruzione nel mondo della politica, perché chiaramente anche Lorenzoni diceva ha smontato la bestia di Zaia, cioè con la dichiarazione, no? Il professor Crisanti, e per la bestia si intende la macchina della comunicazione. Prego. Guardi, io penso questo, io penso che il dottor Lorenzoni volesse esprimere da padovano, tra l'altro qual è, vice sindaco, un attestato di stima nei confronti del professor Crisanti, non ti tirare in ballo uno scienziato in un ruolo amministrativo politico mi sembra peraltro anche sbagliato. Punto, non altro da dire. Lorenzoni ha una grande possibilità, quella di parlare ai veneti non di altri candidati, ma di ciò che lui, con le forze politiche che lo stanno sostenendo, ha in testa. Perché è vero che Zaia è forte, però è anche vero che nessuno ha la verità in tasca, che nessuno può avere fatto tutto perfetto. Zaia ha fatto molto, ma ci sono delle questioni che non hanno funzionato in questi 10 anni. E non sto parlando del coronavirus, sto parlando del sistema infrastrutturale, sto parlando del sistema dei rapporti col sistema economico, sto parlando dei rapporti tra la nostra regione e altre regioni anche oltre confine, sto parlando del rapporto tra la nostra regione e lo Stato, sto parlando di tante cose su cui un candidato legittimamente porta idee, lancia anche se occorre delle provocazioni, fa discutere e così cresce la democrazia. E Zaia, che è un governatore uscente forte, come dire, potrebbe anche utilizzare alcune critiche in senso positivo. Quando io nei confronti di Zaia gli ho detto attento, perché sulle RSA c'è qualcosa che non va. Ci sono anziani che non hanno le protezioni adeguate. Attenzione, sono un parente povero della sanità e questo potrebbe costare vite umane. Lui si è arrabbiato, ma ha sbagliato, perché quando uno fa una critica costruttiva, no, è positivo. Ci sono tante cose nel Veneto che pur considerando tutto ciò che va, ci sono alcune cose che non vanno. Vogliamo lavorare perché vadano anche quelle. Ecco, questo è il grande spazio di Lorenzoni. Il resto penso sia stato, ripeto, nei confronti del professor Crisanti semplicemente una battuta di stima, niente di più. Non mi pare che questa roba che è nata, non so a che ora era quando Lorenzoni ha fatto questa battuta. No, vabbè, era Ring, quindi erano 22:30 ormai. Era 22:30, ecco. Vabbè, ma cosa vuol dire? Che era poco lucido? 5 minuti dopo già questa roba non c'era, no? Cioè, è una non notizia, se mi consente. No, vabbè, ma chiaramente l'hanno cavalcata, va bene. Va bene. Grazie davvero Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno, buon lavoro, grazie, buona giornata. Grazie. Dovrebbe essere già collegato con noi anche il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Padova, Rosario Rizzuto. Allora va bene, stiamo perfezionando il collegamento. Allora, appena è pronto lo sentiremo, anche perché
prima università, soprattutto per questo stanziamento straordinario. Ieri facevamo cenno alla Germania che aveva, per trattenere i giovani che magari non avevano più quei lavoretti che consentivano loro di mantenere gli studi, per trattenerli in Germania avevano stanziato dei fondi governativi. L'ha fatto l'Università di Padova, prima in Italia con uno stanziamento davvero corposo, ne discutiamo tra poco, anche perché è un mondo quello che magari è dimenticato in queste ore, ha bisogno di sostegno, lo fa l'Università degli Studi di Padova, ne parliamo col Rettore. Pochi istanti pubblicità e avremo Rizzuto con noi. Torniamo in diretta a 12:11, tra poco la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Grazie anche per i tanti commenti sulle pagine Facebook. Saluto e ringrazio il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Padova, Rosario Rizzuto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Dicevo poco fa che insomma siete un'eccellenza della storia, noi la conosciamo molto, molto bene, ma la prima università con questo stanziamento in Italia è una cosa importantissima, l'abbiamo raccontata ieri nei nostri telegiornali, 13 milioni di euro dal BO per sostenere le spese degli studenti. Di fatto intervenite un po' su tutto, ci aiuta a capire un po' meglio? Sì, noi riteniamo che nel rilancio del Paese dopo questa drammatica crisi sanitaria e sociale sia fondamentale avere gli studenti nell'università, sia importante l'alta formazione, sia importante che non perdiamo studenti che per difficoltà economiche, logistiche, rinuncino al proprio futuro. E allora abbiamo voluto mettere in campo il più grande investimento. Per noi è una cifra importantissima, come puoi immaginare, è la cifra pari a quella del finanziamento della ricerca dei dipartimenti, quindi è veramente uno sforzo grandissimo che facciamo per affrontare e aiutare quelle che abbiamo saputo dagli studenti essere le criticità maggiori. La prima, siccome il prossimo anno sarà, e vogliamo assolutamente che sia, un anno in presenza, ma anche con attività remoto per poter garantire le distanze di sicurezza nelle aule, quindi sarà quella che si chiama la modalità blended, sia in presenza che a distanza, e questo implica dei costi di connettività che quest'anno gli studenti hanno dovuto sopportare, che sono molto alti. E allora la prima misura è dare a tutti gli studenti gratis la connettività. Tutti gli studenti che frequentano, tutti gli studenti regolari che frequentano la nostra università, dall'anno prossimo avranno internet gratis, di fatto, questo dice. Gratis, quindi una scheda SIM 60 giga, quindi con tutta la capienza che serve per ricevere lo streaming delle lezioni, gratis dall'Ateneo. La seconda, la frequenza, garantire la possibilità di frequenza agli studenti. Allora abbiamo preso la platea vasta dei nostri studenti, quindi in questo caso c'è un limite di reddito, ma un limite molto alto, quindi comprende la maggior parte dei nostri studenti, il tetto ISEE a 50.000, e a questi studenti diamo un supporto per l'affitto o per le località vicine. Noi abbiamo moltissimi studenti che sono pendolari da tutto il Veneto e abbiamo studenti dal Veneto o da tutto il resto d'Italia o internazionali che invece vivono in città. E allora noi abbiamo una misura che lo studente può scegliere, se rientra in questa categoria di reddito, che è avere o un contributo all'affitto oppure un contributo all'abbonamento di treno o di autobus. Infine, agli studenti che vogliamo incentivare a scegliere di andare all'università, che non rinuncino al futuro attraverso la formazione, quindi alle matricole, diamo un contributo per l'acquisto fino al 60% dell'acquisto di un computer, che servirà non solo per la connettività e la parte in streaming delle lezioni, ma ovviamente anche per usufruire dei contenuti multimediali, per l'elaborazione. Ma Rizzuto, questo vale per tutti, no? Diceva lei, o per i fuorisede, quindi gli studenti che devono pagarsi l'affitto, che
hanno No, magari più tutti gli studenti che hanno un contratto d'affitto, quindi gli studenti che sono ovviamente i fuorisede, quindi lo studente che viene principalmente, certo. da una regione lontana è sicuramente in affitto, ma noi abbiamo anche tanti studenti veneti che scelgono di vivere la città universitaria e quindi di venire in città ed affittare esattamente come lo studente che viene da una regione distante, e anche qualche padovano che sceglie di avere la propria abitazione, proprio. Quindi chiunque abbia un regolare contratto di affitto può accedere al contributo dell'università per l'affitto. Vabbè, questo sicuramente è un intervento straordinario. Senta, come si è mosso il mondo universitario in questi mesi? Ma intendo dire, lei ha già capito che anche per i mesi futuri c'è, sentivo, leggevo, una grande attenzione che resta per la storia, il cuore, la qualità dell'Università degli Studi di Padova, cioè la continuano a scegliere, benché ci sia poca certezza e chiarezza anche del futuro. Mi è sembrato di capire così, no? Anche per i prossimi anni. Ma noi abbiamo delle indicazioni, ovviamente le iscrizioni le sapremo quando gli studenti completano il corso di studi e si iscrivono all'università, ma abbiamo ad esempio il gruppo di studenti che noi pensavamo avremmo perso in larga misura, che sono gli studenti internazionali, lì immaginavamo che avremmo avuto un calo. Abbiamo un aumento del 50% sull'anno prossimo, e quindi siamo abbastanza ottimisti che se siamo in grado di mantenere la qualità della nostra formazione, le nostre università di ricerca, una università di attenzione agli studenti in tutti gli aspetti della formazione, i laboratori, le esperienze, le lezioni in aula, se questa è la nostra università e continuerà ad essere come sarà la nostra università, noi siamo ottimisti, confidenti, come dicono gli anglosassoni, che non avremo un calo di studenti. Com'è la fotografia attuale? Qual è? Cioè, si continua, di questa fase 2 ormai quasi fase 3, cioè si continua con le lezioni online, gli esami, si ricomincia timidamente, che fotografia ci dà? Guardi, noi stiamo lavorando alacremente, l'emergenza che ci è caduta addosso, come è caduta addosso a tutto il Paese, ci ha costretto a attivare la modalità telematica su tutto l'Ateneo. Pensi ai nostri 200 corsi di studi, facciamo 150.000 ore di lezione fruite al giorno, quindi tutto l'Ateneo è riuscito ad attivare ed è stato uno sforzo collettivo straordinario. Per cui questo semestre l'erogazione della didattica è avvenuta ovviamente con la modalità consentita, quindi la modalità a distanza, su tutto l'Ateneo. I nostri studenti non hanno perso tempo, hanno avuto l'erogazione della didattica, una didattica particolare. Per noi l'università è un professore e i suoi studenti davanti, e vogliamo che torni a essere questo. Però in questa situazione emergenziale siamo riusciti a continuare a dare formazione ai nostri studenti, ma stiamo lavorando alacremente per ottobre, che sembra lontano, ma dal punto di vista organizzativo per noi è domani, perché se vogliamo che da ottobre i nostri studenti tornino in aula, ma tornino in aula in numero più ristretto, perché questo ci impone la restrizione degli spazi, allora noi dobbiamo attrezzare tutte le nostre aule per avere un certo numero di studenti in presenza, quelli che siamo in grado di collocare, e la proiezione in contemporanea a quelli che non possono essere presenti della lezione sui loro computer in remoto. Pensi che cosa vuol dire questo su 60.000 studenti e centinaia di aule di lezione come la nostra università. Stiamo lavorando adesso, stiamo acquistando le telecamere, acquistando i microfoni, cablando, quindi per farci trovare pronti il primo giorno di lezione del nuovo anno accademico ad avere gli studenti in presenza, e gli studenti che invece non possono essere in quel momento in presenza perché nella turnazione non tocca loro, oppure perché sono distanti, hanno condizioni che non gli permettono di frequentare, loro potranno seguire tutte le lezioni in diretta dai loro computer. Cioè questo porta a due ragionamenti, che bisognerà quasi scegliere, come per le scuole, se davvero poi sarà così, una parte in presenza, una parte a casa, e chi lo sceglie. Ma in realtà nel vostro caso, oltre a dover magari operare una scelta,
ci sarà qualcuno che è fuori sede che ne approfitterà per restare nella propria città, visto che può evidentemente fare un po' tutto. Però, e aggiungo un ulteriore dato, se diciamo che lo smart working apre un mondo e magari anche di analisi universitaria, di sfocio universitario accademico, è vero anche che può rischiare di non generare un'economia sul nostro territorio, no? Cioè, per chi sceglie magari di restare nelle proprie abitazioni anche fuori sede. Cioè, ho messo un po' tutto, però non so cosa dice. No, certo. Guardi, io credo che noi abbiamo avuto lo smart teaching, se lo vogliamo, sì, esatto, lo smart teaching come necessità assoluta. In un certo momento o si faceva così o si sospendeva le lezioni, e non l'abbiamo volute sospendere, abbiamo saputo andare avanti. Adesso dobbiamo usare le tecnologie, essendo consapevoli che ci sono due elementi che vogliamo mantenere. Il primo, la vita universitaria. La vita universitaria è il rapporto del docente con i suoi studenti, ma anche degli studenti tra loro, incontrarsi, parlare con i tuoi compagni di corso e con quelli che hanno fatto una scelta completamente diversa nella formazione. È una delle parti straordinarie della vita universitaria. Noi impariamo non solo dalla materia, noi abbiamo un periodo di crescita personale che non può essere sostituito da un computer, quindi noi siamo convinti che l'università è essere di nuovo in presenza e questo vogliamo. Oltre a questo ovviamente c'è il fatto che gli studenti saranno rumorosi, saranno allegri, ma arricchiscono una città, arricchiscono un territorio, danno movimento anche economico a un territorio e quindi noi vogliamo assolutamente che i nostri studenti vengano a Padova, quindi ovviamente gli daremo per le situazioni di difficoltà, rendiamoci conto che è un anno difficile in cui ancora non sappiamo come saranno gli spostamenti, ci saranno studenti preoccupati per la loro salute, quindi gli studenti che opteranno per continuare a usare il canale telematico lo faranno, ma noi lavoriamo e sappiamo dai rappresentanti degli studenti che gli studenti vogliono tornare all'università e noi lavoriamo per riaverli in città e nelle aule universitarie. È stato chiarissimo, grazie davvero. Grazie a lei. E buon lavoro, buona giornata. Quindi abbiamo parlato anche degli investimenti, il maxi piano del BO, 13 milioni di euro, avete sentito trasporti, contributo affitto, internet per questi studenti. Grazie al magnifico rettore Rosario Rizzuto, buona giornata. Grazie. Allora, avete visto invece anche, forse intravisto già la sala operativa della protezione civile a Marghera, questa è la sede della conferenza stampa che tra poco comincerà. Abbiamo raccontato del caso politico di queste ore che è sfociato anche nel dibattito del Consiglio regionale questa mattina. Là si sta studiando l'idea di ridurre la finestra, appunto come dicevamo, di indizione del voto, quindi da 60 a 50 giorni, e appunto anche dell'abdicazione, che non è così, di Arturo Lorenzoni, perché Lorenzoni è intervenuto con una nota a precisare quanto detto l'altra sera a Ring e di cui la Lega ha dato un'interpretazione di addio, cioè Lorenzoni pronto a lasciare se si candida il professor Crisanti. È stato, come abbiamo spiegato questa mattina, essendone parte coinvolta, un cortocircuito che è già tema di dibattito e confronto da campagna elettorale. Come vi dicevo, Lorenzoni appunto ha precisato che non ha alcuna intenzione di abdicare e così dice Zaia e i suoi stiano tranquilli. Allora andiamo a Padova con la chiusura del bar Movida e poi vedremo ancora un altro servizio, pronti a interromperlo in qualsiasi istante se arriva il governatore Zaia per la conferenza stampa. Vediamo. Il bar 100% di Piazza dei Signori è chiuso per 5 giorni. I gestori hanno rispettato l'ordinanza della Regione, dato che l'esercizio avrebbe violato le norme di prevenzione contro la diffusione del virus Covid-19. L'11 maggio i vigili urbani di Padova avevano elevato un verbale di violazione amministrativa in quanto il titolare aveva fornito sul posto alimenti e bevande servendo bicchieri e cannucce in mano ai clienti, in un periodo in cui era concessa solo la vendita per asporto e senza curare l'obbligo di distanziamento sociale degli avventori. Era scattata subito una sanzione di 400 euro e in accordo col sindaco Giordani la richiesta agli uffici della Regione Veneto perché disponessero rapidamente la chiusura del bar.
E poi il tema dei parchi giochi, anche questo è stato un problema enorme, lo è ancora in molti comuni del nostro paese, perché bisogna accompagnare i ragazzi, perché bisogna sanificare quelle aree, quei giochi all'interno dei giardini, quindi molti sindaci anche della nostra regione nei giorni scorsi avevano scelto di lasciarli chiusi, ma una svolta almeno per alcuni c'è ed è arrivata, vediamo. Per loro chiusi in casa, sì, anche se hanno i giochi in casa, però all'aperto è tutta un'altra cosa e si sfogano meglio. Finalmente aperti, parchi accessibili e le giostrine, ma il primo approccio di genitori e nonni a questa normalità faticosamente riconquistata è stato timido. Non c'è stato infatti tra ieri e oggi nessun assalto al verde, nessuna coda alle altalene, anzi. Eppure era uno dei passaggi più attesi dell'ordinanza del presidente Zaia in Veneto. Serve sì, se no mi sa cosa fare. Si diverte anche il no. Stare con mio nipote è sempre un piacere. Nonni che hanno dovuto attendere più di 2 mesi per vedere i nipoti in sicurezza e bambini che, se finalmente hanno ritrovato gli abbracci, continuano, soprattutto i più piccoli, a far fatica a comprendere il significato di quella mascherina che copre il volto dei loro amati nonni. No, non si toglie la mascherina, amore, non si può. È un modo nuovo di rivivere la socialità, a parte che con sua cugina, ma di uscire di casa e di riscoprire piano piano comunque una normalità. Anche perché hanno aperto i locali, era un paradosso tenere chiuso poi i giochi per i bambini. E proprio domani tutti i sindaci dell'ULSS 2 si ritroveranno in conferenza per fare il punto sull'apertura dei centri estivi, perché le domande delle famiglie ad oggi non hanno ancora avuto risposta. Nonostante sia stata fissata la data del 1° giugno per la loro riapertura, saranno pochissimi nidi e materne in grado di garantire il servizio. Ad oggi, 26 maggio, la maggior parte delle strutture non ha inviato alcuna comunicazione alle famiglie. Non sono stati molto considerati, secondo me, soprattutto fascia 0-6. Siamo diventati anche noi, anche se piccoli, un po' i loro maestri, quindi inventandoci attività didattiche con quello che potevamo. Dunque, così appunto nel servizio di Anna De Roberto, non solo su ultimo giorno, ma si potrebbe ragionare almeno un paio di settimane per le ultime classi. Insomma, il tema è quello che citavamo poco fa anche con il vicepresidente della Camera Rosato, la scuola, con Anna Scani che propone almeno l'ultimo giorno che ci siano i ragazzi, i bimbi si vedano, perché la socializzazione è importante, perché è anche un segno della fine di questa emergenza, almeno in questa parte. E dice l'assessore Elena Donazzana, istruzione e formazione della nostra regione, oltre che il lavoro, non solo un ultimo giorno, ma si potrebbe ragionare almeno un paio di settimane per le ultime classi di cicli scolastici. I ragazzi di quinta elementare, di terza media e dell'ultimo anno delle superiori potrebbero rientrare a scuola certamente per un saluto, ma anche per recuperare un minimo di relazioni con i propri insegnanti e di preparazione soprattutto per coloro che affronteranno gli esami. Il ritorno a scuola solo di queste classi non rappresenterebbe un problema di assembramento, anzi avrebbero a disposizione l'intero edificio scolastico per un numero molto ridotto di studenti. Peraltro docenti e personale ausiliario sarebbero naturalmente al lavoro, così Elena Donazzani dice che tornano a scuola magari anche 2 settimane, le ultime 2 settimane. I ragazzi di quinta elementare e terza media dell'ultimo anno delle superiori. Si è discusso molto anche se fare per esempio queste lezioni o queste cosa saranno, ma questo ritorno simbolico all'aperto, magari dove si può ovviamente, e quindi questo è un dibattito che sta prendendo via via col passare delle ore sempre più vigore. Dunque sta per cominciare la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, è già arrivata anche Chiara per la lingua dei segni, minacce e insulti a proposito, lo vedete, al ministro dell'istruzione, e così anche Azzolina finisce sotto scorta come il governatore della Lombardia, come il vice ministro Sileri alla sanità, e quindi è un momento di grave tensione nel nostro paese su questi fronti. Così appunto da Repubblica.it, in Piemonte scatta l'obbligo invece della mascherina all'aperto, cosa che c'è già e da tempo anche altrove. Ecco il governatore Luca Zaia, si è già accomodato, credo, eccolo lì nell'inquadratura. Ah sì, oggi Roberto Marcato come promesso.
il piano da 500 milioni di euro per le imprese. Tanto buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Saluto anche gli operatori marittimi, se qualcuno vuole entrare c'è posto qui, ragazzi. Tenete su la mascherina e accomodeve. Mascherina e febbre. Sentete so? Temperatura, grazie. Guarda che c'è posto. Prego, faccia entrare, c'è problema. Mi raccomando, tenete la mascherina, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Ciao. Vieni qua, grazie. Ciao ragazzi, buongiorno. Sentete so? Boh. Allora, grazie e buongiorno a tutti. Un saluto ai presenti e a coloro che sono collegati. Ne approfitto per salutare gli operatori marittimi, insomma tutti i lavoratori che sono venuti qui questa mattina e i loro rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dall'assessore Bottacin. Mi ha detto, ho letto anche la lettera, ragazzi, e io l'unica cosa che posso dire, perché capisco questa tragedia, guardate nella lettera scrivono perché senza skate non si vive e non si mangia, alla fine della lettera, no? È un'assoluta verità. C'è il tema dei 600 euro, c'è il tema della cassa integrazione. L'unica cosa che posso fare, voi sapete che non è una roba che è competenza nostra, però ne parlo volentieri col direttore dell'INPS regionale, col dottor Pone, e cercheremo di capire anche rispetto a sta Solimare cosa è accaduto e quindi vediamo di capire se riusciamo a darvi una mano. Coscienti del fatto che voi poi pagate il conto pesante del fatto che il turismo non c'è e quindi c'è meno movimentazione e tutte le difficoltà che avete. E grazie, state comodi, accomodatevi e diamo inizio. E quindi su sta roba parliamo, cerchiamo di capire se riusciamo a venirne fuori. E rispetto a ovviamente gli ospiti, lo dico oggi, vabbè, avete riconosciuto l'assessore Bottacin che è qui tutti i giorni con me. Alla mia destra c'è il vicepresidente Forcolì e alla mia sinistra c'è l'assessore Marcato. Passerei, prima di passare la parola a loro e a voi poi giornalisti che ringrazio per la presenza, a presentare il bollettino. Allora sono esattamente 616.292 tamponi, sono 12.000 in più rispetto a ieri, 12.177 per la precisione. Le persone positive in questo rilevate fino ad ora sono 19.113, sono solo 8 in più rispetto a ieri, quindi siamo a uno 0,7 per 1000 di incidenza sui tamponi. Voi capite che il contagio sta un po' precipitando, no? Nel senso che l'incidenza del contagio sui tamponi è sotto l'1 per 1000. Vuol dire che se andiamo a una sagra e troviamo 1000 persone, forse c'è una persona che è positiva che potrebbe essere contagiante. Prego? La battuta era scontata, eccetto Gallera, prego. No, sono io sono il maestro di queste robe, gli altri discepoli. Nel senso che io faccio sempre esempi comprensibili. Perché 1 per 1000 vuol dire niente, vuol dire una persona su una piazza con 1000 persone. Isolamento, stanno scendendo ancora, ieri avevamo meno 287, oggi sono meno 63, sono 2245 persone che al momento sono in isolamento fiduciario. I ricoverati in questo momento in area non critica, ovvero i ricoverati, sono 439, calano ancora. Se voi li dividete per il numero delle province capite insomma che il dato è 7, 14, 21, 28, 35, sono una cinquantina per provincia. Le terapie intensive si scende, bene, siamo a 36, 9 positivi e 27 negativi, di fatto noi abbiamo ancora 9 pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto. Vi ricordo che avevamo giorni nei quali c'erano centinaia di persone in terapia intensiva. I dimessi sono 3.318, ne abbiamo dimessi anche ieri 16, ieri nelle ultime 24 ore. Totale dei morti, nota dolente, 1.895 morti, 9 persone in più rispetto a ieri.
Stiamo parlando sempre di persone che hanno perso la vita, coronavirus, quindi Covid, pazienti Covid. Morti, dei quali morti in ospedale 1364. I nati, che è il dato positivo che ho sempre voluto mettere, sono 91, poi aumenteranno verso il fine settimana, lo sapete. E considerazioni, noi abbiamo fatto, come voi sapete, siccome ci sono arrivate un sacco di richieste, ci tengo a ricordarlo subito, abbiamo pronte le linee guida, come dicevamo, per le terme, quindi farò un'ordinanza per sistemare tutta la partita del circuito termale, che per noi è un comparto e una produzione interessante per il Veneto, visto considerato che arricchisce il fatturato del turismo del Veneto e stiamo parlando di un complesso, di un settore economico importante. E dall'altro invece le richieste che ci arrivano sono rispetto ai centri estivi. Confermo che l'apertura del 1° giugno, lo dico perché qualcuno dice ma non si è capito, noi andiamo avanti. Certo è che se il governo adottasse le linee guida che abbiamo presentato per i 0-3 anni, quindi per le scuole, diciamo gli asili nido, sempre nell'ambito delle scuole dell'infanzia, avremo la possibilità di aprire da subito anche gli 0-3 lunedì. Per cui non c'è nessuna fatica e nessuna incombenza da parte del governo, basta che ci validino le linee guida. Nella stessa situazione si trovano anche le altre regioni, magari premono un po' di meno perché non vogliono aprire lunedì, o meglio, hanno in programma di aprire l'8 giugno, che questo lo possiamo dire. Noi siamo stati i primi a aprire molte attività, tra le quali le spiagge, vi ricordo, ed altre attività, i centri sportivi, le piscine, le palestre, adesso vogliamo partire anche con i centri estivi. Centri estivi non li vogliamo legare a aspetti burocratici. C'è qualcuno che ci dice ma non so, qualche piscina mi dice noi saremmo pronti per i centri estivi, evitateci la burocrazia. Assolutamente sì, linee guida e basta, perché se riusciamo a mettere in piedi un network di realtà che si occupano dei minori, diamo una mano alle famiglie che sono giustamente in grossa difficoltà, cioè ingiustamente in grossa difficoltà per la vicenda delle riaperture e della mancanza dell'apertura delle scuole. Non aggiungerei altro, lascerei la parola per un giro veloce di domande, dopodiché passo la parola agli assessori e vi dico se avete domande da fare a me, se no passo agli assessori. Colleghi, la Federina del Caffettino, Bonet del Corriere del Veneto, si prepara all'atto di giorni, qualcun altro? No. Tosano. Buongiorno Presidente, una domanda sul turismo. Ciao. A proposito dei test sierologici piuttosto che test rapidi o ancora tamponi, c'è una sfida in corso tra Alto Adige e Veneto. In Alto Adige è promossa dalla provincia autonoma, mentre in Veneto dalle associazioni di categoria. Risulta che anzi la sua giunta abbia bocciato il progetto. Volevo chiederle perché è stato respinto e come valuta comunque l'iniziativa. Ma noi non bocciamo nessun progetto, ma un discorso a fare i test a qualche migliaio di turisti, un discorso a farlo a 70 milioni di presenze turistiche. Voi capite che i numeri del Veneto, cioè, non sono, è come avere una trattoria e avere una mensa pubblica dove ci transitano un sacco di persone, cioè la possibilità di fare il test a tutti i turisti è praticamente è impossibile farlo dal punto di vista proprio pratico, logistico. Si parla di personale però in Veneto, lo faranno agli addetti di alberghi, ristorazione e negozi. Per il personale noi non è che abbiamo bocciato, ci abbiamo fatto questa proposta, la stiamo valutando con tutta una serie di perplessità, perché se arrivasse qualcuno che giustamente se ne intende di test dice bene, hai fatto la foto un mese fa e a cosa mi serve a me la foto un mese fa? A niente, perché è un'istantanea, voi sapete che il test è un'istantanea, semplicemente per questo, anzi merito agli albergatori che si preoccupano di questo, ma noi stiamo lavorando comunque per un progetto di regione Covid free, anche perché lo possiamo dire a pieno titolo con questi indicatori sanitari. Però vorrei dire che noi non è che ce l'abbiamo contro chi fa i test. Dico che è giusto e corretto dire che quando ti arriva il turista ti può dire bene, hai fatto i test a tutti, quando? 6 giorni fa, un mese fa, e allora? Ragazzi, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito. Cioè il test purtroppo ha questo limite. Ma di certo bisogna ragionare sul tuo discorso del Covid free, ci stiamo lavorando e penso che passi attraverso tutta una serie di prerogative, non ultima quella di un grande servizio sanitario da garantire ai cittadini.
perché ricordo che ormai è tutto il mondo in pandemia, quindi arrivano cittadini da paesi nei quali comunque il virus c'è stato. Bonet. Sì, Presidente, buongiorno. Un massimo per quel che mi riguarda. Elezioni. Ormai è una melina incredibile, cioè si litiga sulla settimana, non più sul mese, anche ieri. Sulle ore franfiere. Sì, esatto, si conclude con un nulla di fatto anche ieri. Oggi, da nuovo, presentata come giornata decisiva. Mi interessa il dato politico, cioè di fatto anche Fratelli d'Italia e Forza Italia sembrano adesso premere addirittura per andare più in là, ottobre, novembre. Una sua opinione su questo, grazie. Ma io penso che sia, come si può dire, legittimo che tutte le forze politiche esprimano tramite le loro segreterie come si può dire, il loro intendimento e il loro desiderato rispetto alla convocazione delle urne. Di mezzo ci sono le campagne elettorali ed è logico che un segretario politico di destra, di sinistra, di su, di giù, si ponga la questione. È grave invece che ci sia qualcuno che non vuole andare a votare in questo paese. Questo è più grave. Cioè, vi ricordo che se noi ragioniamo in maniera proprio giuridica, ad oggi agli atti c'è una legge che deve essere convertita, che parla di una finestra che comunque interessa l'autunno-inverno 2020, si va fino, se non ricordo male, a dicembre. E ricordo anche che c'è nel testo della legge, che deve essere convertita, quindi il decreto legge, già la previsione che se ci dovesse essere il virus si andrà al 2021, cioè si salterà un anno di elezioni. Ciò vuol dire sindaci prorogati per un anno, governatori prorogati per un anno. Se a voi sembra normale. La Corea ha votato in aprile e ha avuto insomma una massacrata molto più pesante della nostra. La Francia andrà a votare in giugno. Da noi si dice che il 26 luglio non si può andare a votare, ma neanche il 2 di agosto. Ne prendiamo atto. Io non sapevo questa cosa, cioè c'è una clausola specifica. Non c'è una clausola, però leggete bene il testo. Il testo ha già, diciamo, io l'ho chiamata clausola ma è improprio, ha già nel testo, diciamo, la salvaguardia inserita. Ovviamente adesso stiamo discutendo della modifica del testo che era stato modificato per trovare una data, cioè per identificare una data, in virtù del fatto che chiedendo il parere su nostra pressione dei governatori al comitato tecnico scientifico, il comitato si è espresso, ha detto fatele entro settembre, non ha più scritto a luglio non si possono fare, ha detto fatele entro settembre e ha dato ragione a noi. Poi di che mi fermo qui, guardate, ho trovato assolutamente poco corretto che si sia detto che l'accordo sulla data sia stato trovato con sia stato fatto con l'assenso delle regioni. Ha fatto bene la conferenza, quindi il Presidente Bonaccini e Totti, per nome della conferenza, a replicare dicendo che le regioni non hanno mai dato l'ok sulla data. Vado? Prego. Allora Prigioni e poi Tosato e poi Forza. Buongiorno a tutti. Sull'ambito del test sierologico, la Regione Lazio sta adottando questo sistema del servizio pubblico a 15 euro a test per tutti, anche per rispondere a quel problema che sta avendo la Croce Rossa, che non riesce a trovare volontari per il SAL test dei 150.000 per vedere quanto sia diffuso il virus in Italia. Il 60% dei 150.000 per adesso, per le prime chiamate, risponde di no, è un po' così titubante. La Regione Veneto sta pensando a qualcosa di simile? Nessuno ci ha contattato e comunque sono convinto che i veneti, se vogliono, diamo noi 150.000 prelievi. I veneti si mettono in fila, non hanno problemi. I veneti sanno cos'è la solidarietà, il volontariato. Siamo la prima regione per donazione di sangue, di organi. Guardate, noi non abbiamo avuto neanche problemi con il discorso della chiamata alle armi per il plasma e quindi per la banca del plasma. Da noi si risparmierebbero i soldi se il tema è trovare i volontari che si fanno fare il prelievo. Per quanto riguarda il test sierologico col servizio pubblico a prezzo 15 euro anziché... Ma guarda, scusami, ma io non so nulla di sta iniziativa. Leggevo nei giornali che la Regione Lazio... Lo dico da addetto ai lavori, mi permetto di dire, se noi facessimo il test sierologico a 15 euro non riusciremmo a farlo perché ci sarebbero 5 milioni di veneti che chiedono di fare il test sierologico. Fatto il test sierologico, scusatemi se lo ridico, cosa ci dice il test? Ci dice se hai gli anticorpi o non ce li hai, ti toglie la curiosità e basta. E quando ti trova gli anticorpi ti dice facciamo anche un tampone per capire se sono anticorpi di una reazione con un virus vivo in corpo o se è roba vecchia.
Bene, finita tutta sta roba, che giustamente scopri qualche contagiato, finita tutta sta roba il giorno dopo bisognerebbe reiniziare. Cioè la cosa che non riesco a trasmettere nella comunicazione è che è un'istantanea, cioè dopo un istante tutti nella foto si sono mossi, quindi facciamo l'anno zero dei test, dopo un istante bisogna rifarli a tutti perché chiunque può essersi ricontagiato o quant'altro. Sì, ci aiuta a isolare eventuali focolai, ma non vuol dire che non ci sia qualcuno che sviluppa l'anticorpo, che magari il giorno che si è fatto il test si era appena contagiato e quindi gli anticorpi non ce li ha mossi. Tosato e poi Fois. Buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito di voto e di campagna elettorale, la capogruppo della sua lista in Consiglio regionale, Silvia Rizzotto, stamattina ha fatto un comunicato dicendo il candidato del centro-sinistra Lorenzoni ha abdicato, ha rinunciato, perché evidentemente non si sente in grado, eccetera, eccetera, citando una dichiarazione di Lorenzoni ad una emittente locale. Lo stesso Lorenzoni poi ha smentito la cosa, la circostanza, quindi ha detto che non si ritira, è stato frainteso, però ha specificato un dettaglio, cioè ha detto che la battuta che ha creato l'equivoco è stata: certamente se lo sfidante di Zaia fosse il professor Andrea Crisanti, allora farei un passo indietro. Come sono i suoi rapporti attuali con Andrea Crisanti? Ottimi, chiedetelo a lui. Non so che rapporti abbia Lorenzoni però. E altre domande? Poi. No, io in effetti, siccome buongiorno Presidente, siccome la televisione locale era la nostra, l'Antenna 3, io volevo chiedere questo. Diamo il giusto merito. Ma io vi rimando. Addirittura abbiamo sentito che se ne è parlato addirittura in Consiglio regionale, comunque ci sono stati degli interventi in cui si citava il candidato Crisanti. No, guardate, io vi rimando al video dell'assessore Marcato che è molto lineare. Cosa ha detto l'assessore? No, ho visto un video stamattina. Ma lui è qui oggi per parlare di altre robe, prego. Ha postato un video, andatelo a vederlo. L'ho visto anch'io, l'ho visto mezz'ora fa, non sapevo neanche. Allora ragazzi, se le domande al Presidente... No, c'era Milva. Scusa Milva, ma non ti vedevo. Te che ha messo su un canton, Milva. No, è che c'è il collega lì. È distanziamento. Sì, ma... lei ha accennato prima al progetto di regione Covid free. Puoi entrare un po' nel merito di che cosa vuol dire? Sì, guarda, te lo dico velocemente, stiamo ragionando anche a livello territoriale. Noi abbiamo capito che sicuramente da un punto di vista psicologico il test è un buon deterrente, però da un punto di vista epidemiologico, ripeto, ti dà una foto, considerate che una stagione dura 3 mesi, cioè il focolaio bisogna identificarlo. Allora stiamo pensando che tutta una serie di misure, no? Il tracciare i contatti, aumentare la potenzialità del nostro portale, del nostro cruscotto di biosorveglianza, il tema degli isolamenti e tutte queste robe ci diano in maniera geolocalizzata tutto quello che sta accadendo nel territorio. A questo ci mettiamo i servizi sanitari, le microbiologie iniziando dal laboratorio professor Crisanti a tutto quello che è la sanità e dire noi siamo in grado di certificare che questa è una regione covid free, cioè significa che è una regione che ha in mano la situazione. Questa è l'idea. Cioè dire che fare il test a tutti e siamo a posto per 3 mesi di stagione la vedo molto limitante sta roba. Ovviamente potremmo metterci anche il test istantaneo, adesso sembra che ne arrivino di nuovi ancora più performanti a disposizione degli operatori, però, e poi tutto il tema delle linee guida. Guardate, è fondamentale anche comunicarle ai turisti. I turisti devono sapere che se vengono qui noi siamo organizzati e rispettosi per mettere in sicurezza. E più messi sono in sicurezza, meno il virus circola, quindi si spompa, no? Se ne va, è inevitabile. Questa è l'idea del Covid free. Cioè, una serie di misure. Una serie di misure, l'incrocio dei dati in tempo reale. Brava. Ecco, questo è quindi tutto un lavoro anche con le nuove tecnologie che state già facendo. Certo. Che è già in atto. Sì. Implementandole. Abbiamo il cruscotto della biosorveglianza. Anche perché avere una
un'altra cosa, perché avendo seguito non tutte le sue conferenze stampa ma abbastanza, nella comunicazione aveva dato all'inizio molto peso su quelli, forse perché era anche l'emergenza vera in quel momento, su alcune misure, compresi prima i tamponi e poi i test. Un po' alla volta questo sta venendo meno, perché sta venendo meno il virus, giusto? Questa è la logica. Sì. No, ma si continuano a fare. Sì, ma infatti guardate, abbiamo fatto i 12.000 anche oggi. Noi abbiamo un piano di sanità pubblica che già identifica le categorie dei tamponi. Cioè noi sappiamo che il tampone va fatto sul sintomatico, sui contatti stretti e poi si allarga sempre di più, poi è inevitabile. E quindi se c'è una persona si faranno subito i familiari, subito gli ultimi contatti che ha avuto, si identifica il focolaio in base alle ultime linee guida. Il focolaio dato da 2 persone che vivono in un contesto territoriale, diciamo, ravvicinato, che sono la stessa casa o lo stesso quartiere, e noi abbiamo la georeferenziazione dei positivi, diciamo i famosi 2450 in isolamento, sono tutti georeferenziati, quindi noi vediamo i puntini, se sono puntini da focolaio, se sono negativi messi in isolamento o quant'altro. Questa attività, ma il tampone è la base. Anche perché voglio ricordare che ad oggi l'unica modalità dal punto di vista giuridico per la diagnosi è il tampone. Cioè la diagnosi noi la dobbiamo fare con il tampone per legge, non c'è alternativa in questo momento. Ma collegato a questo, cioè se è l'incrocio dei dati, poi c'è la comunicazione dei dati, ma immagino i turisti che vengano a Jesolo, se e quando torneranno numerosi, deve arrivare fino a loro, quindi anche lì ci sa. Direttamente in via digitale nelle strutture, e soprattutto qual è il tema che diciamo? Cioè noi diciamo Covid free, per noi significa che tu vieni e ti accorgi che qui c'è una gestione del territorio, cioè non trovi un carnaio in spiaggia in deregulation, ma trovi delle regole. Quindi anche questo è fondamentale come comunicazione, capire che abbiamo messo le distanze, che abbiamo gli accorgimenti, la disinfezione, la sanificazione, poi lo vedranno nei buffet, nei ristoranti, dappertutto, insomma. Un'ultima battuta. Prego. Non c'entra lei, c'entra più il Consiglio regionale, mi rendo conto, però visto che sembra oggetto adesso di contendere, è stato proposto il Leone del Veneto a Crisanti dal consigliere Guadagnini. Ma guardate, io non entro in questa, cioè, anche perché se dico di sì e non avrei motivo di non dirlo, ve lo dico sinceramente, cioè viene fuori polemica. Se dico di no, viene fuori polemica, è una prerogativa del Consiglio, e lo dico al punto tale che a me mai è stato chiesto un parere. Scrivetelo. Io non ho mai espresso pareri. Tant'è vero che ho sempre avuto, l'ho considerata una roba sacra del Consiglio regionale, e se andate a controllare non sono neanche mai andato alla consegna, perché è un'iniziativa del Consiglio. Nel rispetto del Presidente e dei consiglieri non ho mai espresso considerazioni, punto. L'unica roba che ho detto in tutta questa vicenda è che il paese di Vo, a quei bambini, a quella popolazione, ne ho parlato anche col Capo dello Stato, posso confermarvelo, e vi dico che su Vo una riflessione io la farei su quella comunità. È l'unica comunità che si è fatta una quarantena vera, anzi se ne è fatta più di una, perché si è fatta quella da sola e quella con tutti. Bene, allora se non ci sono altre domande per il Presidente proseguiamo con... Allora volevo dirvi, oggi è una giornata speciale ed è la sede giusta per parlare di questi temi. Come vedete c'è presente il vicepresidente Forcolin, l'assessore Marcato. Passerò la parola prima all'assessore Marcato e poi per le conclusioni all'assessore Forcolin, quindi rispettivamente attività produttive e bilancio. Oggi noi diciamo ai veneti, è una domanda ricorrente, no? Ma cosa state facendo per le attività produttive? Vi ricordo che noi stiamo perdendo circa 65.000 posti di lavoro, 35.000 almeno sono del comparto turistico, siamo in una fase di recessione, cioè diciamo importante e di difficoltà, c'è il tema delle casse integrazioni, stiamo parlando di un Veneto che ha 600.000 partite IVA, che ha un PIL di 160 miliardi di euro, che contribuisce a livello nazionale con almeno 15 miliardi di residuo fiscale all'anno. In tutto questo contesto oggi vi verrà presentato un progetto che di risorse proprie e di leva economica cuba circa 1,5 miliardi di euro, 1,4 miliardi, 1,5 miliardi, cioè la movimentazione della massa di risorse sulle imprese, che significano per noi
non come dice qualcuno, Zaia aiuta gli imprenditori, no, Zaia aiuta il mondo economico, perché dietro l'impresa sono i lavoratori, c'è occupazione e ci sono famiglie che devono essere sfamate. Quindi passo la parola, c'è anche un video fra l'altro, l'assessore Marcato e poi direi Forcolini, poi fate le domande, sono a vostra disposizione gli assessori. Prego. Assessore, vuoi partire subito col video oppure vuoi parlare prima? È lei l'esperto, come vuoi? Facciamo partire subito il video, Danila, e poi parliamo. Chi è che mi chiama? Un attimo, parlare un secondo? Sì, non scampo, no? No, ho sentito che lei aveva già anticipato il discorso del Solemar e della cassa integrazione. Siamo preoccupati anche noi perché noi invece siamo lavoratori stagionali che non hanno percepito... Sì, non vi ho citato, ma so che sei anche stagionali. Non abbiamo iniziato praticamente il contratto di lavoro quest'anno, quindi siamo praticamente disoccupati a tutti gli effetti. E il rischio che volevamo far capire è che probabilmente anche riusciranno qualche attività si riaprirà, però non ci sarà lavoro per tutti e che noi probabilmente allungheremo, la prossima stagione sarà a marzo del 2021 e quindi volevamo sapere o avere un consiglio su come poterci muovere per poter avere un contatto con qualcuno, insomma con l'Inps o con chi preso, perché la disoccupazione termina. Senza copertura, senza ammortizzatori sociali, praticamente noi usufruivamo della NASPI, però in questo momento è terminata quasi per tutti, quindi da ora fino alla primavera del 2021 siamo teoricamente senza una lira. Allora guarda, io farei così, parlo io personalmente con il DIMS e poi vi farei fare un incontro con l'assessore Donazzane che si occupa ma vi faccio fare un incontro e così esponete tutto il tema e vediamo di capire se riusciamo a darvi una mano in qualche maniera, perché voi venite presi in carico in che mese di solito? Maggio, aprile, e poi c'è il problema. Dopo c'è la disoccupazione nel resto del tempo. Solo che quest'anno appunto non nessuno. Il problema è che non veniamo neanche riconosciuti lavoratori stagionali perché non finiamo in 7 mesi, ma magari c'è chi ha lavorato quel mese in più, c'è tutte delle problematiche solo per quanto riguarda il nostro comparto a Venezia. Io non sono un esperto di queste robe. Certo. Però vi faccio fare l'incontro con l'assessore che si occupa solo di queste robe e dopo vediamo. Grazie. Grazie mille. Grazie Presidente. Prego. Buon lavoro. Buon lavoro. No, a voi ragazzi. Prego. E grazie per tutto quello che finora ha fatto comunque. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie. Prego. Parliamo, sì. È ora di rinascere, come nasce ogni giorno. È ora di alzarsi, perché abbiamo un sacco di cose da fare. È ora di mettere in moto e ripartire. È l'ora del caffè. È l'ora giusta. È ora che la musica ricominci. È ora di riaprire le serrande, accendere le luci. È ora di far partire le macchine e ritornare a produrre. È ora di costruire qualcosa di nuovo. È ora di sostenere la ricerca. È l'ora di mangiare con qualcuno. È ora di prendersi nuovamente cura di noi. È ora di comprare quel vestito a cui avevamo rinunciato. È ora di sentirsi vivi. È l'ora che non vedevamo nulla. Ora Veneto. Il piano di interventi economici per traghettare il Veneto verso la ripresa. Il Veneto riparte. Il futuro è ora. Bene. Ovviamente il video vi verrà mandato fra brevissimo. Grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio in primis il Presidente per l'ospitalità. Allora, innanzitutto brevemente un approccio metodologico, nel senso che vi invito davvero a non paragonare il nostro piano di investimenti con altre situazioni e in particolare mi rivolgo a regioni a statuto autonomo dove sappiamo le risorse essere di diversa natura rispetto a quelle a statuto ordinario,
o a regioni dove, ahimè, non sono stati usati i fondi comunitari che in realtà erano stati messi in disponibilità per lo sviluppo economico e che oggi queste regioni che avrebbero dovuto usarli in maniera massiccia per il tessuto produttivo, oggi li stanno dando a pioggia a fondo perduto. Non l'hanno fatto prima, lo fanno oggi a fondo perduto. Oppure paragonare il nostro piano con altri piani dove io personalmente sono andato a leggermeli tutti, per il rilancio anti-Covid hanno messo la sommatoria del triennale delle opere pubbliche o la sommatoria del triennale degli investimenti per il trasporto, eccetera, 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 sviluppando su carta miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. No, questo lo dico perché allora noi basterebbe mettere la pedemontana e saremo i più fighi del mondo. Ecco, invece noi abbiamo voluto presentare oggi un piano vero, di risorse vere che andranno alle nostre imprese, e il nostro piano ha anche l'ambizione di essere un piano chirurgico, cioè che va a intercettare le aree di difficoltà maggiore. E quindi in primis tutte le aziende che sono state costrette alla chiusura da un decreto del governo. Ecco, tra l'altro questo piano nasce dalla collaborazione strettissima che abbiamo avuto con le categorie economiche, con Unioncamere, con i sindacati, con la CGIA di Mestre. Cioè questo è un piano che nasce da un'esigenza precisa del territorio e noi con le risorse che siamo riusciti a mettere in campo diamo sfogo a tutta questa serie di richieste che il territorio ci ha fatto. Ricordo anche che c'è stato tutto un lavoro fatto in commissione, quella nazionale attività produttive, che poi era, come dire, quella preparatoria per la conferenza Stato-Regioni, dove noi abbiamo portato delle proposte che sono diventate poi patrimonio comune, lo stesso superamento dei codici Ateco, le linee guida che il Presidente da subito ha cercato di formulare e poi presentato, superando quelle dell'INEI che non avrebbero concesso l'apertura a ristoranti e bar, e questo lo sapete benissimo anche voi. Siamo stati praticamente gli unici ad accorgersi che esistevano gli ambulanti, che esistevano i servizi alla persona, parrucchieri, estetiste, barbieri che stavano davvero rischiando di non aprire più. Abbiamo portato a livello nazionale il tema delle fiere, il mondo della notte, tutta quella gente che lavora nelle discoteche, con i concerti, ecco, tutta questa pletora di persone che probabilmente non lavoreranno nemmeno quest'anno. Ecco, noi l'abbiamo portata all'attenzione nazionale e quindi insomma il piano non è solo, come dire, l'elemento tecnico delle risorse che vengono distribuite, ma c'è tutto questo lavoro fatto a fianco dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, e quindi voglio anche approfittare di questo momento per ringraziare tutte le categorie economiche che in maniera responsabile hanno lavorato al nostro fianco, i sindacati, la CGIA di Mestre, Unioncamere e anche il mio staff capitanato dalla dottoressa Di Tadi e i dirigenti, iniziare da Trapani, l'avvocato Vidotti, la dottoressa Stefanutto, che assieme ai loro collaboratori in 3 mesi non si sono mai tirati indietro per elaborare questo piano di intervento che io trovo davvero importante. Andiamo pure alle slide, poi ovviamente queste vi verranno consegnate, quindi non serve che prendiate appunti. Obiettivi del piano di interventi: supporto ai settori produttivi più colpiti con contributi e a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Effetto moltiplicatore per stimolare le attività economiche, misure complementari per attirare risorse statali, comunitarie e private. Le slide dovremmo averle, sì. Sì, oppure ve le consegniamo direttamente. Così le seguiamo insieme, sì. No, ce l'hanno a casa più che altro il problema. Ma non lo vedono da casa. Cioè i video non lo vedono. Vedono la luce. Ne proiettiamo allora, anche non si vedrà tutto.
I destinatari ovviamente sono le PMI che, come voi ben sapete, rappresentano l'ossatura portante della nostra economia. Ricordo che il 97% delle imprese venete ha meno di 10 dipendenti. Questa è l'ossatura imprenditoriale nostra. Piccole e medie imprese, industria, commercio, artigianato, liberi professionisti. Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, altre misure. Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, cioè risorse che noi daremo direttamente alle nostre attività, sono 110 milioni di euro. Abbiamo il primo bando supporto alla liquidità, sono 20 milioni di euro, questo partirà nella prima metà di giugno e qui verranno dati ai settori più colpiti e sono quelli che sono rimasti chiusi per il lockdown, daremo risorse a fondo perduto che vanno da 2.000 a 3.700 euro. Supporto investimenti per il commercio. 9 milioni di euro, contributi in conto capitale per i distretti del commercio, qui arriviamo fino a 250.000 euro. Per i luoghi del commercio invece, questa è un'iniziativa nostra dove abbiamo proprio individuato questi famosi luoghi del commercio e qui arriviamo a dare fino a un massimo di 7.000 euro ad attività. Contributi per la digitalizzazione e il passaggio generazionale, 3 milioni di euro. Per le imprese artigiane e qui verranno dati massimo 34.500 euro, rifinanziamento contributo investimenti 12 milioni di euro, queste sono per le imprese, visto che ha funzionato ed è una delle cose buone che aveva fatto anche il governo precedente, per l'industria 4.0 e qui andiamo da 18.000 a 150.000 euro per impresa. Sostegno alle PMI per l'emergenza, ecco questo è frutto del progetto di legge che poi è diventato norma che abbiamo portato in Consiglio regionale, ovviamente gestito dal vicepresidente Forcolin. Qui abbiamo messo 47 milioni di euro che noi gestiremo anche in collaborazione con le Camere di Commercio e sarà una sorta di tesoretto che andremo a declinare a seconda delle esigenze territoriali che vedremo mano a mano. Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo in ottica anti-Covid, ecco, di questo sono particolarmente fiero. Qua parliamo delle reti innovative regionali. Voi sapete che noi abbiamo adottato questo sistema unico in Italia che adesso anche le altre regioni stanno adottando. Uno dei problemi grossi del mondo dell'economia è quello della distanza fra mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Noi attraverso le reti innovative regionali abbiamo linkato questi due mondi. Abbiamo messo nel corso degli ultimi 2 anni molte risorse le hanno messe le imprese e grazie a queste risorse noi abbiamo strutturato laboratori e centri di ricerca che hanno davvero dato fuoco a tutta la ricerca e innovazione di cui le nostre aziende abbisognavano. Tenete conto che le nostre imprese, pur essendo piccolissime, hanno una capacità di fare ricerca e innovazione che è straordinaria. Le reti innovative regionali, noi abbiamo detto loro facciamo uno sforzo, vi diamo 20 milioni di euro purché voi adesso però tutti questi progetti siano riconvertiti in chiave anti-Covid. Devo dirvi, magari faremo un punto su questo, che stanno presentando dei progetti straordinari e stanno immaginando un mondo dopo il Covid-19, in modo tale da attrezzare le nostre imprese, per esempio ad avere una velocità nettamente superiore a quella che abbiamo oggi di riconversione di fronte a eventuali crisi che possono esserci, e qui sono 20 milioni di euro. Per quanto riguarda poi i finanziamenti agevolati, un provvedimento l'abbiamo già adottato, microcredito a costo zero, 30 milioni di euro, e sono finanziamenti a medio termine da 5 a 50 mila euro, ovviamente sempre dedicati alle PMI. Sempre con la norma che è stata approvata nel Consiglio di una settimana fa, abbiamo riconvertito 120 milioni che sono a disposizione di Veneto Sviluppo per fare credito, e questi svilupperanno ulteriori 120 milioni delle banche, quindi stiamo parlando di 240 milioni. Per quanto riguarda invece le garanzie, abbiamo messo 35 milioni di riassicurazioni che consentono di fare prestiti medi di 50.000 euro
per facilitare l'accesso al credito. Ecco, a differenza dei provvedimenti presi dal Governo, i nostri prestiti, questi in particolare dei 50.000 euro, voglio sottolineare che sono a tasso zero e a costo zero per l'impresa. Garanzie di portafoglio 25 milioni di euro, questi vengono fatti in collaborazione con il Mise per finanziamenti fino a 250.000 euro. Questo è un provvedimento ovviamente per le aziende medio-grandi. Mi scusi, io non sono abituato come il Presidente. No, mi è arrivato il messaggio da fuori, ho detto fermalo. Fermalo. Il Presidente che mi dice fa presto. Adesso voi dite, mettete nei panni, vai. Sempre nel progetto complessivo, al di là delle risorse, abbiamo poi stiamo mettendo in campo il tavolo che verrà convocato la settimana prossima della zona logistica semplificata che riguarda Porto Marghera e il Polesine. Voi sapete che grazie a una pressione che abbiamo fatto noi assieme a Confindustria di Venezia siamo riusciti ad avere anche noi finalmente la zona logistica speciale che era dedicata fino a prima solo alle regioni del sud, e grazie a questa zona noi diventeremo attrattori di risorse straordinarie da parte dell'Europa che verranno tutte investite in Porto Marghera, nell'area di Porto Marghera e nel Polesine, che sono fra le due aree più difficili da un punto di vista economico. Da subito abbiamo adottato attraverso un provvedimento di giunta, abbiamo fatto una moratoria anche per Veneto Sviluppo, e quindi c'era la possibilità di dilazionare i crediti come era successo per le banche classiche, diciamo così, quindi abbiamo fatto subito l'addendum. Fondo di crescita sostenibile, qui c'è una collaborazione con il Mise per progetti, e vi devo dire che sono arrivati progetti meravigliosi anche per aziende di grosse dimensioni, e noi abbiamo messo qui delle risorse importanti e altre continueremo a metterle. Sempre sulla scorta della richiesta delle categorie economiche, abbiamo su mia proposta in Commissione Attività Produttive, io ho proposto che i saldi venissero spostati al 1° di agosto, così è stato, e abbiamo tolto anche il vincolo di non fare promozioni nei 30 giorni antecedenti il 1° di agosto. Allora, i numeri complessivi di questa manovra regionale, chiamiamola così, sono 320 milioni di euro di bilancio regionale. No, questo lo dico perché siccome qualcuno di voi, senza fare nomi, ma mi mandava i messaggini scrivendo: il Piemonte ha messo 100 milioni, la Lombardia ha messo 150 milioni ecco, noi 320, tanto perché sia chiaro. 270 milioni di euro sono le risorse che vengono attivate da terzi, quindi banche, imprese e governo. Complessivamente la potenza di fuoco sprigionabile con queste risorse è di 1 miliardo e 400 milioni di euro. In tutto sono 13.000 le imprese coinvolte. Io mi fermo qui. Grazie. Prima delle domande sentiamo il vicepresidente, poi entrambi sono a disposizione per le domande. Scambiatevi il posto. Ma che mascherina avete? Caro mio. Con questa ti puoi andare indietro. Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente per l'opportunità, appunto assieme al collega, di sviscerare quelle che sono, come ha detto Roberto, un po' le manovre e le attività che abbiamo fatto in questi mesi, perché se è vero che vi era un'emergenza sanitaria, si è partiti da subito su quel tema invece economico che oggi sta diventando fondamentale per poter mettere in moto delle risposte importanti al mondo dell'impresa. I numeri li ha già detti Roberto, ma noi siamo partiti da subito con una prima variazione di bilancio, l'avete visto e l'avete già scritto, che era quella abbinata alla sanità e che toccava anche l'aspetto del sociale, quindi quel famoso maxi emendamento per aiutare le scuole paritarie, piuttosto che il sostegno agli affitti, piuttosto che le rette delle
delle case di riposo, piuttosto che appunto tutti quegli aspetti che toccano le famiglie in difficoltà e che erano paralleli e affiancati al tema sanitario. E quindi questa è stata la prima variazione di bilancio. Abbiamo poi subito portato una seconda variazione di bilancio, che era quella di assegnare a Veneto Sviluppo quelle risorse che Roberto ha poc'anzi evidenziato e esplicitato appunto su quelle che sono poi le manovre concrete, perché per chi non lo sapesse, noi avevamo reintroitato nel bilancio regionale le somme a disposizione di Veneto Sviluppo, perché vi era una gara da indire, ovviamente con uno spartiacque che era quello del 6 luglio, entro il quale dovevamo appunto assegnare questi fondi. Abbiamo optato in una situazione di emergenza a una proroga, ovviamente a Veneto Sviluppo, quella che abbiamo approvato la scorsa settimana in Consiglio regionale, in modo tale da poter considerare e ottimizzare quel know-how fondamentale che oggi ha Veneto Sviluppo, con un termine che è quello del 31/12/2021, per mettere in piedi questa diciamo macchina importante, quei numeri che diceva Roberto, e che svilupperà un effetto volano di 1.400.000.000, ma sono 200 i milioni che abbiamo assegnato praticamente dai rientri fondi POR a Veneto Sviluppo, e 120 erano quelli che avevamo appunto accantonato, quindi stiamo parlando di circa 200 milioni di euro. Abbiamo fatto quel maxi emendamento e abbiamo messo le risorse, come vi dicevo prima, sulle emergenze sociali, mettendo anche quelle risorse per la CIG, la cassa integrazione in deroga, per esempio, per tutti quei lavoratori che erano fuori dalla norma nazionale, penso a tutto il mondo delle IPAB che non era stato considerato dalla norma nazionale. Abbiamo messo 7 milioni di euro. Poi abbiamo rimodulato, e questo è un lavoro che stanno facendo, e qui ringrazio il dottor Masullo assieme al dottor Santo Romano, Trapani e la sua struttura, la rimodulazione di quelli che sono le risorse dei fondi europei, perché oggi la nave deve essere portata in porto secondo quelle che sono le esigenze e le urgenze che abbiamo in questi mesi. Quindi alcune mission, alcuni orientamenti e programmazioni che erano rivolti ai POR-FESR piuttosto che all'FSA, il Fondo Sociale Europeo, oggi si stanno spostando verso il collega marcato per il mondo dell'impresa, stiamo parlando di 30 milioni di euro circa, altri 32 milioni sono sostegno alla famiglia e ammortizzatori sociali, quindi è assolutamente importante, oltre che alla sanità e al Covid per altri 12 milioni. Quindi queste tre cifre che vi ho dato, 32, 30 e 12, fanno 74 milioni che sono stati rimodulati dai fondi europei in base alle effettive esigenze. Stiamo lavorando per implementare questi fondi in modo tale da aiutare soprattutto il mondo del sociale, perché è stato toccato il mondo dell'impresa, ma avremmo sicuramente nei prossimi mesi l'esigenza di dare una mano a quei lavoratori che per esempio erano qua prima con noi e che non sono stati toccati oggi dalla manovra nazionale e dal decreto che è in conversione. E ricordiamo che se non hanno il lavoro stagionale non hanno neppure l'assegno di disoccupazione di fine stagione, e quindi nell'ambito familiare è un peso importante che vogliamo poter aiutare o comunque contribuire ad aiutare. Per cui stiamo lavorando assieme appunto al dottor Trapani e al dottor Masullo per implementare quella rimodulazione dei fondi, e che potrebbero arrivare anche a 150-200 milioni. Questa è una partita che stiamo seguendo sul tavolo romano nella conversione del decreto, vi dicevo, perché ci sia data contezza ovviamente al mondo regioni e soprattutto regioni a statuto ordinario, che questi fondi ci siano e siano a disposizione, ma soprattutto abbiano norme più celeri e più facili dal punto di vista appunto dell'operatività, e quindi legate all'emergenza Covid, e quindi anche in modo straordinario utilizzati proprio per questo aspetto. Quindi se pensiamo che siamo solo al mese di maggio ma abbiamo approvato il bilancio di previsione, qua dobbiamo dire che il Presidente è sempre molto attento e accorto sul sollecitare la Giunta e il sottoscritto di portarlo per tempo, oggi più che mai è un dato azzeccato, perché pensate se fossimo in una situazione di un bilancio di previsione appena adottato o addirittura in 12esimi in una fase così delicata saremmo veramente messi male. Invece a maggio abbiamo già apportato 2 variazioni di bilancio e stiamo attendendo nel mese di luglio per fare già l'assestamento di bilancio. Capite bene che in una situazione emergenziale questo bilancio va rimodulato di mese in mese, non è un bilancio di previsione come magari nell'ordinarietà può durare 6 mesi, un anno e gli fai piccoli accorgimenti. Qua di mese in mese interveniamo in giunta con delle variazioni e spostiamo la barra a seconda delle necessità, e quindi su questo stiamo lavorando con assoluta celerità e cerchiamo di ottimizzare appunto quelle risorse che oggi il collega Marcato ha così esplicitato, che toccano il mondo dell'impresa, ma non appunto sottacciamo e non sottovalutiamo quell'aspetto invece sociale del mondo delle famiglie che è altrettanto importante.
Grazie. Allora, un suggerimento operativo: vi mettete a fianco del microfono così i colleghi possono variabilmente fare domande senza che vi dovete spostare tutte le volte. Il primo occhio a droplet, la prima domanda a Tosato che si era prenotata. Emiliano Bonet che deriva. Domanda per chi? Dite per chi volete la domanda. Era una domanda per l'assessore Marcato. Allora, siccome in questi mesi siamo bombardati da annunci anche governativi di grandi somme, di grandi stanziamenti che poi faticano a tradursi, prima abbiamo sentito la voce dei lavoratori che sono in cassa integrazione da marzo, non hanno ancora ricevuto un euro. Allora, io ho due domande per l'assessore Marcato. Una, ci sono quali procedure dovranno seguire le imprese che vogliono ad esempio attingere i contributi a fondo perduto? Perché molte di queste imprese si sono già scontrate con difficoltà bancarie, sono andate in banca convinte di poter attingere ai prestiti garantiti dallo Stato e in molti casi non hanno ricevuto neanche un centesimo. Secondo, vorrei che mi spiegasse con quali criteri proprio di calcolo prevede che questi stanziamenti favoriranno ulteriori finanziamenti per 1 miliardo e 400 milioni di euro. Grazie. Quindi insomma le modalità e le stime di previsione degli ulteriori finanziamenti generati. Grazie. Rispondo subito? Allora, per quanto riguarda le modalità di accesso per i contributi a fondo perduto, saranno attraverso bando, per cui non ci sarà nessuna discrezionalità da parte dell'ente regione. Ci sarà un bando che verrà pubblicato nel sito della regione, noi poi faremo comunicati stampa, lo diremo a voi, lo diremo alle categorie economiche, quindi arriverà capillarmente a tutti. Il primo sarà nella prima quindicina di giugno. Adesso la data precisa non ve la so dire, ma insomma a breve lo pubblicheremo. Verrà portato in giunta e poi lo pubblicheremo. Gli altri useranno la stessa tipologia, quindi il bando, l'azienda, l'impresa, l'artigiano, il commerciante, il barista accederà al bando e poi fino ovviamente a useramento del plafond verranno date queste risorse. Il calcolo, adesso tutti i calcoli per ogni singolo provvedimento per arrivare al 1,5 miliardi sono un po' complicati. Allora, i fondi di Veneto Sviluppo, quei 120 di cui parlavo prima, siccome c'è un cofinanziamento, una cogaranzia, una corresponsabilità con le banche, loro devono mettere altrettanti 120 milioni, quindi già questo ti dà la misura dei 2,40. E poi c'è tutto un effetto leva che a seconda della tipologia di servizio al credito viene calcolato, sono calcoli ovviamente matematici che portano alla cifra che dicevamo prima. I dati fissi sono comunque siamo intorno, per quanto riguarda le risorse vere siamo intorno ai 500 e qualcosa, insomma, milioni di euro. Risorse vere intorno ai 500 milioni di euro. Sì, perché come vi dicevo prima, noi abbiamo risorse nostre che mettiamo come Regione Veneto fra riconversione di fondi POR-FESR, risorse Veneto Sviluppo, risorse di bilancio, sono 320 milioni. Questi in automatico innescano la compartecipazione sia del Mise che del sistema bancario e anche del sistema produttivo stesso, per esempio per le RIR, per le reti innovative regionali. Quando noi mettiamo 1 milione di euro, le aziende mettono un altro 1 milione di euro, proprio nel progetto che fanno, e che arriviamo a 270 milioni, quindi 320 più 270 fanno quella cifra che vi dicevo prima. Bonet. Sì, allora io avevo una domanda.
pratiche. 3 domande. Allora, la prima, a chi ci si rivolge per il bando? Mi pare di aver capito, a Veneto Sviluppo. Cioè, se io ho un'impresa devo guardare a loro? Allora, per quanto riguarda il credito, Veneto Sviluppo è come dire, lo strumento. Poi in realtà si va con le banche, Veneto Sviluppo fa un accordo bancario e si va nella banca, che verrà pubblicato un elenco delle banche a cui si può accedere. Poi, seconda domanda, per te, poi l'altra invece per il vicepresidente. Sul tema delle banche, perché molte di queste operazioni viaggiano in tandem con la banca e tantissimi imprenditori dicono che è poi lì che si crea l'ostacolo, cioè segnalano che le banche chiedono documenti pazzeschi, non si fidano neppure della garanzia pubblica. Avete pensato a come superare questo ostacolo? Faccio anche già la domanda per il vicepresidente, se mi puoi spiegare nel dettaglio i 320 milioni messi a bilancio della regione, da dove li avete presi? Cioè, quali sono i settori da cui avete recuperato questi 300 milioni? Grazie. Allora, per quanto riguarda l'accesso al credito, noi nella delibera, la seconda che abbiamo fatto, quella dei 30 milioni che diventerà operativa a breve con Veneto Sviluppo, lì intanto abbiamo messo dei parametri. Quei 30 milioni sono per la stragrande maggioranza destinati alle BCC e ai confidi. Abbiamo fatto questa scelta perché questi sono i due, istituti bancari che sono per loro natura gli interlocutori naturali delle piccole e microimprese. Io non ho adesso nessun problema a dire che noi li metteremo alla prova, cioè noi abbiamo fatto uno sforzo finanziario enorme, li abbiamo dedicati a loro, abbiamo messo dei parametri di qualità in modo tale che si evitino quelle situazioni che abbiamo visto con il 100% garantito dallo Stato. Qui il sistema bancario veneto però lo mettiamo alla prova, nel senso che noi abbiamo chiesto loro uno sforzo anche da questo punto di vista. È una partita che giochiamo in due, se loro non rispondono noi ne prendiamo atto e cambieremo rotta immediatamente, non c'è nessun problema. Peleriva, Emiliano, scusa? Sì, su questa Marco, in effetti avevo spiegato prima, noi avevamo riallocato nel bilancio regionale quei fondi che erano prima di Veneto Sviluppo, ok? Erano circa 200 milioni e erano rimasti accantonati, chiamiamolo così, per arrivare alla famosa gara. Quando abbiamo optato per la fase emergenziale di andare invece in proroga con Veneto Sviluppo per il tema ovviamente del know-how che dicevo prima, abbiamo rifatto con una variazione di bilancio, rimesso a disposizione la settimana scorsa i fondi a Veneto Sviluppo e oltre a queste somme che sono circa 200 milioni vi erano diversi altri pacchetti che rientravano da Veneto Sviluppo prima e che l'assessore aveva voluto tenere per sé nella propria attività per poi fare questi progetti che ha spiegato, anche per esempio per tutti i temi del fondo perduto, perché è ovvio che se dai a Veneto Sviluppo non c'è il tema del fondo perduto, ma sono progetti che mette in campo l'assessore direttamente. Quindi se ho capito bene sono fondi Veneto Sviluppo e fondi europei. Esatto, sì. Okay. Peleriva, Emiliano, Andrioli. Grazie, Assessore Marcato, buongiorno. Mentre parlava della zona logistica speciale, semplificata per la precisione, l'Agenzia ANSA ha battuto una nota del deputato della Lega Lorenzo Fontana, il quale dice di aver ricevuto in queste ore parere contrario dal governo alla zona economica speciale in Veneto. Lo dice in qualità di primo firmatario di un ordine del giorno al decreto liquidità che proponeva appunto l'istituzione della ZES. Questo cambia qualcosa rispetto alla convocazione del tavolo sulla ZLS? Grazie. No, assolutamente no. Noi avremmo voluto anche la ZES. Noi continuiamo comunque, abbiamo già portato in giunta la costituzione del tavolo, avremmo dovuto convocarlo per venerdì, ma c'è una riunione concomitante, quindi andremo probabilmente a giovedì o venerdì prossimo. No, noi continuiamo assolutamente, questa è un'opportunità per il territorio straordinaria. Comunque ancora una volta il governo si dimostra sensibile nei confronti dell'area più produttiva del mondo. Emiliano Andrioli. Assessore Marcato, buongiorno. Le volevo chiedere una conferma, se interpreto bene il dato, 3 milioni per la digitalizzazione, o sono di più, forse leggo male io, perché le chiedo questo? Perché questi sono stati comunque sicuramente i mesi
in parte ci ha salvato proprio la tecnologia su tutti i fronti, ma ci siamo anche trovati seriamente impreparati, forse per i nostri commercianti, forse per i nostri studenti, e potrei andare avanti, avere più tecnologia a portata di mano e naturalmente di un certo livello avrebbe cambiato anche economicamente, insomma, le sorti che abbiamo vissuto. Dopodiché le chiedo, siccome è andato via velocissimo prima, mi può spiegare nuovamente invece i dettagli sui saldi, perché appunto c'è l'avvio dei saldi come data al 1° di giugno, però c'è la possibilità di vendite, di agosto, ma le vendite straordinarie sono invece ammesse dal 1° di luglio. Se mi spiega gentilmente la manovra, insomma. Grazie, sì, Assessore. Allora, confermo, sono 3 milioni, però lei mi dà l'opportunità di fare una specifica sulla banda ultralarga. Allora, tutti noi ci siamo resi conto di quanto determinante sia questa infrastrutturazione digitale. Lo è stata perché i ragazzi e le ragazze a casa comunque dovevano continuare a studiare. Le imprese oggi viaggiano su questi strumenti. Ecco, vi ricordo che il Presidente Zaia 3 anni fa firma un accordo con il governo Renzi, accordo che vede il Veneto destinatario di 320 milioni per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree cosiddette a fallimento di impresa, cioè dove non c'è interesse per le aziende che fanno telecomunicazioni di fare questo tipo di investimento. Noi come contropartita mettiamo 82 milioni di euro, quindi più di 400 milioni per infrastrutturare tutto il Veneto con la banda ultralarga. Il progetto prevede l'ultimazione di questa infrastrutturazione al 2020, 31 dicembre 2020. Ad oggi noi non abbiamo un'utenza collegata. L'amministratore delegato di Open Fiber è uscito con un comunicato stampa un paio di settimane fa, dove ha detto che per tutta una serie di motivazioni ci sono dei ritardi enormi e quindi si andrà al 2022, ma, e questa è la bella notizia, per il Veneto e la Lombardia 2023. Tenete conto che il Veneto e la Lombardia sono le 2 regioni che hanno meno banda ultralarga in tutta Italia. Ed è il motivo per cui l'Europa aveva messo come precondizione necessaria lo stanziamento delle risorse per queste regioni. Non vi dico il mio stupore quando alla mia domanda precisa fatta a Treviso di fronte ai sindaci trevigiani del perché ci fosse questo ritardo assolutamente inaccettabile, a un certo punto hanno detto: caro Assessore, non abbiamo le maestranze. Cioè questi che hanno vinto il bando e se ne è accorto dopo non aveva maestranze. È come dire, devi fare a casa, dai l'incarico all'impresario, a un certo punto ti arrivi là e lei ancora sentata sulla bicicletta, e perché non te lo fai? Cioè non vuole nessuno che fa a casa. Ok? Siamo in queste condizioni. Noi abbiamo fatto una diffida come giunta al Ministero su questo tema e abbiamo scritto anche al Ministero 2 settimane fa dicendo che qualora ci fosse la possibilità di perdere quegli 82 milioni, perché inizialmente c'è questa clausola, di perdere quegli 82 milioni, noi non siamo responsabili e ci faremo tutto quello che è di nostro possesso per difenderci, insomma. Questa è la situazione per la banda ultralarga. Per i saldi gentilmente? Sì, allora i saldi abbiamo deciso di farli al 1° di agosto perché così chiedevano le associazioni di categoria e la norma prevede che nei 30 giorni prima del giorno dei saldi non si possono fare promozioni. Abbiamo tolto quella clausola, anche là ce l'hanno chiesto e noi abbiamo fatto la delibera di giunta e l'abbiamo tolta perché a detta delle categorie economiche di Federmoda, insomma degli interessati a questo settore, questa procedura consente loro di rimettere in moto l'attività e quindi per dar loro incontro abbiamo fatto questa modifica. Grazie Assessore. Grazie a lei. Concludiamo con Andrioli, poi se c'è un altro giro vediamo. No, ma è solo una piccola puntualizzazione perché siccome sono negata in matematica ho fatto... capito. E ho fatto il liceo scientifico. No, vengono fuori 111 milioni di euro dai contributi a fondo perduto. Prego. Ho fatto il conto, 20 più 9 più 3 più 12 più 47 più 20 mi viene fuori 111.
A chi togliete quell'1 o dove lo mettete? Sì, no, ma sono quelli che dice lei. Sì, sono 111. No, secondo me parliamo di milioni. Sì, no, ma sono... Hai ragione. Ma dov'è quello in più? No, sopra il titolo va messo 111. Appunto. No, perché era bello mettere... Serie da peso, serie di 90. Appunto. Altre domande? Possiamo chiudere qui. Grazie. Grazie mille. E buon lavoro. Credevamo in un ritorno anche del governatore Luca Zaia a questa conferenza stampa, che però insomma, è durata già più di un'ora, ma evidentemente ha dato spazio agli assessori. Adesso noi stiamo per collegarci anche per un approfondimento insieme agli amici della CGIL che risponderanno alle vostre domande, quindi Tony ora ci aiuterà, sostituzione del numero di telefono perché si potrà intervenire in diretta, parliamo di tutte le opportunità del decreto rilancio con gli interventi appunto anche per spiegare come ottenere questi interventi stessi. E lo faremo con Valentina Durante del patronato Inca di Treviso e Sara Pasqualin, segretario organizzativo della CGIL di Treviso. Avete sentito dall'assessore Marcato l'intervento che libera una potenza di fuoco di 1,5 miliardi per 13.000 imprese della nostra regione, e questo è molto importante. Tra poco lo riepilogheremo magari con qualche dettaglio anche di ulteriore chiarimento con Filippo Fois, quindi Tony appena è pronto ci colleghiamo con Filippo Fois. Vediamo se sono pronte le nostre ospiti e mi direte. Zaia, progetto per il Veneto, il progetto di regione Covid free, che è quello che ha detto poco fa il presidente Luca Zaia. Vedo Sara Pasqualin e Valentina Durante, saluto e ringrazio loro, buongiorno, bentrovate. Buongiorno. Allora, Sara, da cosa partiamo? Io credo che sia anche uno spunto interessante quello che forse avrete seguito, avete appena sentito, insomma, l'intervento di questa famosa potenza di fuoco. Non è il bazooka, no? Come abbiamo sentito dire negli ultimi mesi dal Premier Conte, di risorse per il territorio. Però può essere una lettura importante anche questa. Intanto vi ricordo 0422 1626 764 per intervenire. Sara. Sì, ho sentito anch'io la diretta con la comunicazione dei vari fondi che stanno mettendo in piedi come regione per le aziende e per cercare di far ripartire, insomma, il motore dell'economia. È una partita importante e su questa partita sono mesi che in realtà ci sono anche tutta una serie di relazioni per cercare di venirne fuori, perché comunque l'emergenza ha colpito fortemente l'economia un po' di tutta Italia, ma principalmente, adesso parliamo ovviamente della provincia di Treviso. Noi sappiamo che ci sono state quasi 3.000 domande di cassa integrazione, quindi in realtà i dati sono importanti. Ben vengano, adesso bisognerà capire un po' le dinamiche, l'annuncio l'ho ascoltato anch'io qualche minuto fa, quindi dovremo capire la modalità in cui si attiveranno questi fondi, la modalità in cui le aziende avranno opportunità di accedervi e soprattutto la cosa che ci interessa a noi, la modalità in cui i lavoratori ripartano veramente a lavorare e non si trovino nelle condizioni di aspettare ammortizzatori sociali o addirittura di trovarsi con la paura di non avere domani un posto di lavoro. Non so se anche Valentina Durante vuole dire qualcosa su questo, se no mi interessa molto capire di decreto rilancio, no? Parliamo insieme come si è abbattuto anche questa voglia, questo cercare di capire, di chiedere il decreto rilancio nei patronati Inca. Ma prima una battuta su questo, Valentina?
Sì, di fatto speriamo che anche questa misura che verrà appunto introdotta dalla Regione siano appunto dedicate al contrasto dell'emergenza, ma soprattutto per supportare in questo periodo di emergenza sia lavoratori che appunto imprese, quindi datori di lavoro. E per quanto riguarda il decreto di rilancio, il tanto famoso atteso decreto rilancio, è stato pubblicato di fatto in Gazzetta Ufficiale la settimana scorsa e quindi intervenendo anche in materia di welfare, appunto iniziamo ad avere le prime istanze, le prime richieste da parte dei cittadini che si rivolgono a noi, alle nostre sedi, al nostro patronato. Questo decreto interviene cercando di rispondere ai principali fabbisogni dei cittadini, predisponendo tutele e servizi a favore appunto dei lavoratori e inevitabilmente appunto delle loro famiglie. La situazione di emergenza che stiamo vivendo da inizio 2020, ha cambiato inevitabilmente le priorità appunto dei lavoratori e delle loro famiglie e pertanto si è reso necessario adottare delle misure di sostegno a queste categorie. Alcune misure sono già state introdotte con il decreto Cura Italia e vengono prorogate dal decreto appunto rilancio, da quest'ultimo decreto legge, il 34. Il congedo per esempio, no? Il congedo. Esatto, che credo, esatto. Valentina, sia una delle cose più interessanti poi anche per i nostri telespettatori, una delle cose che interviene e aiuta maggiormente le famiglie. Però se siete d'accordo iniziamo a sentire le telefonate, così ci danno una mano anche per entrare nel vivo del tema. 0422 1626 764. Pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego, in diretta. Buongiorno. Io volevo fare una domanda alle signore della CGIL. Sì. Io sono una lavoratrice, ho già chiamato altre volte, Sì. però nessuno mi sa dare una risposta. Io sono una lavoratrice a domicilio con un contratto a tempo indeterminato, pagata a cottimo, cioè se io lavoro vengo pagata, insomma, ho uno stipendio. Ecco, io volevo, so da adesso che noi non abbiamo diritto a nessun ammortizzatore sociale. Però l'INPS, a cui ho fatto anche questa domanda, mi ha detto: guardi, nel nuovo rilancio, decreto rilancio, ci sarà qualcosa anche per voi. È vero? Non è vero? Perché proprio io è un anno che, a parte il Covid, però è un anno che non lavoro e non ho uno stipendio. Però io, guardate che lavoro da 30 anni. Certo. Cioè, ha capito? Io non ho, come noi, come lavoranti a domicilio, in regola perché paghiamo le tasse, tutto, non abbiamo nessun ammortizzatore sociale, non ci viene riconosciuto nulla. Va bene, cosa dobbiamo grazie fare? signora, sentiamo la risposta. Valentina, risponde lei, no? Grazie. Prego. Sì, assolutamente. Allora, appunto, tra le misure adottate dal nuovo decreto rilancio si fa riferimento anche a queste nuove indennità Covid e quindi un decreto interministeriale ripreso appunto dal DL 34 prevede la possibilità di un bonus per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. No, credo però che la signora si riferisse a un altro rapporto di lavoro, se non sbaglio. Forse Ah, è ancora in linea la signora, aspetti Valentina. Sì. Ecco, può aiutarci? Guardi, io non sono porta a porta, no. Io lavoro, faccio bigiotteria, alta bigiotteria, sono operaia. Ho una vettrice di lavoro che è una stilista, ha una sua linea, ha una sua vendita. Io a casa faccio collane, accessori e quant'altro. Chiaro. Questo è il mio lavoro, insomma, però l'anno scorso appunto già meno, dopo adesso appunto con il Covid non penso ci saranno sfilate e vendite come ormai sono state fatte gli anni scorsi, però il discorso è questo: non abbiamo nessun ammortizzatore sociale che va bene. Io non ho partita IVA, sono proprio operaia. Grazie signora, buona giornata, vediamo un po'. Grazie. Valentina, qualche dettaglio in più utile? Quindi operaia a tutti gli effetti, no? Pensavo fosse legata magari a un lavoro intermittente piuttosto che a un rapporto di lavoro in collaborazione, ad esempio. Detta così, però mi viene da dire che
per il momento non ci sono misure adeguate che vanno ad interessare questo settore di lavoratori. Però eventualmente, signora, se ha piacere, chiami il nostro numero unico CGIL 0422 40 91, fa riferimento alla sede di Treviso, e magari in base alla sua specificità del settore di appartenenza e della sua mansione possiamo verificare al meglio se ci sono appunto delle nuove misure che si inquadrano appunto nella sua posizione specifica, quello sicuramente. Bene, perfetto. Allora, altre tematiche. Intanto Valentina, le posso chiedere se abbassa un po' l'inquadratura perché la vediamo troppo in giù, ecco, se ci può aiutare. Ecco, benissimo, così la vediamo un po' meglio anche. Perfetto. Sara, che cos'altro dobbiamo aggiungere? Perché ci sono tante tematiche, poco fa citavamo anche il congedo, sul quale vorrei che tornassimo anche per dare ulteriori specifiche a chi ci segue. Vedo già telefonate ancora in attesa, quindi insomma andiamo un po' più veloci. Prego Sara. Sì, il decreto rilancio sicuramente ha tutta una serie di... Hanno cercato di coprire alcune fasce che magari nei mesi precedenti erano state tralasciate. Nello specifico anche il caso della signora prima, purtroppo bisogna capire veramente, è complicato anche per noi dare delle risposte immediate perché dobbiamo acquisire informazioni specifiche, perché i contratti esistono veramente tantissime tipologie di contratto, bisogna capire se il datore di lavoro poi ha avviato anche la procedura per gli ammortizzatori, perché se la signora ha un contratto di lavoro dipendente ci sono le partite degli ammortizzatori sociali, delle casse integrazioni e degli FSBA sulla parte dell'artigianato, quindi sicuramente il rilancio ha introdotto altre misure rispetto a quelle di Cura Italia, dopodiché noi abbiamo l'esigenza di interfacciarci con i lavoratori e le lavoratrici per capire effettivamente dove possono, in quale parte possono essere tutelate, insomma, quindi io l'invito anche io a telefonarci e la metteremo in contatto sicuramente con le persone competenti per darle delle risposte. Insomma. Certo, sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno signora. Sì, buongiorno, io chiamo da Padova. Sì. Allora, vorrei un paio di delucidazioni. Allora, io sono in cassa integrazione dal 15 marzo. Sono stata ho iniziato a lavorare qui a metà maggio. Sì. Ok, non ho ancora ricevuto una lira. E vabbè. Lavoro in una multinazionale con 400 dipendenti. È vero che noi saremo gli ultimi ad essere pagati, nel senso che i primi ad essere pagati sono quelli che hanno pochi dipendenti, 10, 20, 30, 40. Questa è una domanda. La seconda, noi riceveremo l'80% della cassa integrazione totale o viene tassata la cassa integrazione? Cioè se quei soldini che lei riceve sono con uno stipendio viene tassato, dice. Sì, diciamo che allora se io ricevo l'80% di cassa integrazione, cioè se lei ha uno stipendio di 1.000 euro prende 800, non è che me li tassano pure, questo è il concetto. Esattamente. Perfetto. Grazie mille. Grazie a lei signora, buongiorno. Valentina? Sì, forse per Sara per questo sa rispondere nella maniera più specifica. Allora sì, va bene, se volete partiamo da Sara Pasqualin. Sara, prego. Sì, faccio io perché le casse integrazioni sono partite specifiche delle categorie principalmente. Quando arrivano poi quei soldi, no? Che è la solita domanda. Allora, la domanda non è che ci sono state date delle priorità sulle casse integrazioni. Il problema è che sono percorsi diversi. Bisogna capire innanzitutto se nella domanda c'è stata la richiesta di pagamento diretto dell'INPS oppure se l'azienda anticipa. Nel caso in cui l'azienda ha anticipato è ovvio che i lavoratori hanno aspettato di meno. Nel caso in cui c'è stata la richiesta di pagamento diretto all'INPS, l'INPS ha tutta una serie di documentazione che deve allegare alla domanda e che generalmente i famosi sono dei moduli che devono essere allegati e che generalmente li allegano quelli che fanno le buste paga e quindi che lavorano come studi consulenti per le aziende e che compilano la domanda. Dopodiché in quelle partite lì, e bisognerebbe capire, però vista la grandezza dell'azienda io penso che sia andata sulle modalità delle casse integrazione ordinaria,
e dopodiché l'INPS da lì attiva le domande e fa i versamenti. Bisognerebbe capire l'azienda specifica e verificare, chiedere all'INPS. Noi su queste partite, se sono poi anche verbali che ha firmato direttamente la categoria in capo alla CGIL, noi facciamo una verifica incrociata e riusciamo tramite la categoria a dare delle risposte specifiche ai lavoratori. Per quanto riguarda, c'era un'altra domanda, la partita della cassa integrazione e poi i tempi purtroppo sono... non possono, cioè io so che l'INPS comunque li sta liquidando e in questa settimana stava liquidando le ultime, almeno stanno dando indicazione che stanno accelerando i tempi per chiudere le partite il prima possibile. La Regione Veneto poi è comunque uno dei soggetti che autorizza anche le modalità procedurali per i pagamenti. Comunque non è tassata quella porzione che arriva. Ah sì, ecco. Questa che secondo me è una delle cose che più da portafoglio. No, l'80% che gira a livello, cioè noi lo diamo come lordo in realtà, ok? Perché tanti lavoratori guardano la loro busta paga e fanno il conteggio sull'80% della loro busta paga. In realtà l'80% che diamo comunque ad indicare, poi bisogna anche in quel caso lì vedere contratto per contratto, però l'indicazione dell'80% è su un netto della busta paga. Ci tengo a sottolineare questa partita perché molti lavoratori hanno preso il valore dell'80% guardando il loro importo, però in realtà l'80% lo ipotizziamo su un netto, quindi faccio un'ipotesi per essere più chiara. Esatto, Sara, cioè torno all'esempio di prima, se io ho 1.000 euro netti in busta paga, ne prendo 800 netti da questa, giusto? No, purtroppo. Se ho 1.000 netti. In realtà i conteggi noi li facciamo sui contratti specifici, però nell'ipotesi di un 1.000 io dovrei arrivare sui 650-700 euro. Ah, ecco. Va bene, così insomma, abbiamo chiarito un po' anche questo aspetto. Poi c'è la parte comunque, certo. C'è una parte. Allora, Valentina, poi prepariamo anche una slide che abbiamo sul congedo, che secondo me è molto interessante, però vi rubo un minuto perché abbiamo Filippo Fois ancora collegato con Sandro Ponchio. Filippo, ma davvero a titoli, descrivici questo intervento della Regione, vai. Dunque, allora si tratta di un intervento di circa 500, anzi di mezzo, diciamolo così, di mezzo miliardo di euro di finanziamenti che arriveranno. Soldi veri sono stati definiti dagli assessori Marcato e Forcolin, che oggi erano presenti qui nella sede regionale della Protezione Civile del Veneto. Sono due assessori che hanno le competenze per quello che riguarda l'economia. Vi diciamo i numeri complessivi, poi naturalmente approfondiremo questa tematica nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Dalla Regione arriveranno alle imprese 320 milioni di euro. Questi 320 milioni di euro attiveranno a loro volta risorse di terzi, quindi dal Mise al sistema bancario, per 270 milioni di euro. Così arriviamo al mezzo miliardo. Questa linea di fuoco, come è stata definita dall'assessore Marcato, dovrebbe essere in grado di smuovere poi finanziamenti attivabili per 1 miliardo e 400 milioni di euro. Si tratta di un piano che coinvolge 13.000 aziende, che è stato concordato con i sindacati, con le associazioni di categoria, che troverà naturalmente nelle prossime settimane la sua, partirà nelle prossime settimane. Volevo anche dirvi i filoni di intervento per quello che riguardano i finanziamenti strettamente regionali, che sono 110 milioni di euro di contributi a fondo perduto, 60 milioni di euro di garanzie e 150 milioni di euro di finanziamenti agevolati. Perfetto, chiarissimo. Grazie a Filippo Fois. Credo ci sia una telefonata per Sara Pasqualini e Valentina Durante, la sentiamo subito. Pronto? Salve, buongiorno. Mi chiamo Alessio. Io volevo fare una domanda. Dunque, a differenza che ho sentito la signora prima di me, che è una grossa azienda, noi siamo 3 dipendenti. Le mie colleghe hanno ricevuto praticamente 15 giorni di marzo. Io praticamente, che sono a tempo pieno a differenza di loro che sono a part-time, non ho ancora ricevuto nulla, né via SMS né niente, non ho ricevuto nulla. Però anche un'altra domanda: perché dovevano arrivare i soldi nel conto corrente bancario e invece hanno inviato a mezzo posta e poi da ritirare alla posta? Chi risponde ad Alessio? Faccio io. Perché... Prego Sara. Allora, io Grazie Alessio, buongiorno intanto.
Grazie a Parto voi. comunque dal presupposto che ogni caso è da vedere singolarmente. Comunque, sulle partite, cioè le casse integrazioni hanno funzionato in modalità su due velocità. Ad esempio, su tutte le partite degli artigiani hanno funzionato le FSBA che erano anticipate da parte dell'EBAV, che è l'ente bilaterale del Veneto. Quindi su quella partita lì sono stati più veloci rispetto ad altre dinamiche che riguardano le casse integrazioni, perché poi quando parliamo di cassa integrazione va anche distinta la modalità della cassa integrazione. Quindi bisogna capire, perché mi pare strano che alcune colleghe abbiano ricevuto e altri colleghi non hanno ricevuto, e quindi su questa cosa qui bisognerebbe andare a capire di che azienda stiamo parlando. Sull'altra partita che diceva il signore, è la modalità in cui viene inserita la pratica, perché io nella pratica, che è questo famoso, io immagino che era artigianato e che loro hanno fatto una domanda di FSBA, quindi nel momento in cui io preparo la documentazione e mando la richiesta devo dare anche la modalità di pagamento, quindi di conseguenza può essere che in quel caso l'indicazione che è stata data a chi ha poi fatto l'invio della pratica era di indicare un pagamento diretto, quindi il classico bollettino postale piuttosto che un IBAN di riferimento. Quindi io penso sia successo questo. Dopodiché le risposte che diamo anche in questa trasmissione per noi sono le risposte generali, però ci sono comunque le specificità del caso, perché anche prima che facevo il riferimento dell'80% è ovvio che una busta paga è composta da più elementi, quindi bisognerebbe avere la busta paga per capire l'importo esatto che andrebbero poi i lavoratori a percepire nel momento in cui sono in cassa integrazione, perché uno può stare in cassa integrazione un mese oppure può stare in cassa integrazione anche una parte del mese, quindi sono tutti conteggi particolari. Va bene. Valentina, vediamo la slide che riguarda il congedo parentale, dai, che così diamo qualche ulteriore dettaglio a chi ci segue, genitori, insomma, che sono chiaramente in difficoltà in questo momento, no? Anche per le scuole che non riaprono. Prego. Valentina. Sì, allora questa misura viene di fatto prorogata dal decreto rilancio e fa riferimento appunto al congedo straordinario parentale Covid, quindi previsto appunto per questa emergenza, situazione di emergenza. È un congedo che parte dal 5 di marzo al 31 di luglio, quindi per tutto il periodo di sospensione dell'attività didattica, e prevede appunto la possibilità per i genitori di fruire di 30 giornate da richiedere in maniera continuativa o frazionata per i figli di età non inferiore ai 12 anni. Queste giornate di congedo, come potete vedere appunto anche dalla slide, vengono indennizzate al 50% della retribuzione del lavoratore dipendente, quindi appunto del genitore che ne fa la richiesta. La domanda di congedo parentale straordinario legato all'emergenza Covid va presentata in via telematica direttamente all'INPS, quindi il rapporto appunto è con l'istituto attraverso il proprio PIN personale o avvalendosi appunto dell'aiuto dei patronati, dell'assistenza del nostro patronato. Ecco, Valentina Durante, una cosa, ha un costo per le aziende? No, il costo per le aziende di fatto non esiste, nel senso che viene non l'assenza del dipendente. Esatto, viene anticipata la retribuzione per questo congedo di fruizione di questi giorni direttamente dall'istituto, quindi dall'INPS. Perfetto. Allora, sentiamo chi c'è al telefono ancora, pronto? Sì, buongiorno Giacomin. Prego. Io sono una dipendente stagionale e volevo porre questo quesito perché sto tentando di guardarvi, ascoltarvi in streaming, ma sono fuori regione purtroppo bloccata. Sono di Treviso, ho un contratto stagionale, ho avuto un contratto stagionale, mi è stata respinta la domanda del bonus 600 giustificandola che non rientra nei parametri, nei requisiti richiesti. Ho inoltrato tutta la serie di domande, ho seguito l'iter che mi è stato dato dal numero di Roma, dell'INPS di Roma, e pur facendo questo all'email non hanno ancora risposto con i vari attachment di tutta la documentazione che loro richiedevano. Tra l'altro degli stessi dipendenti di questa piccola azienda di nautica, mi occupo di nautica, a uno è stato dato il bonus già il secondo mese e tutto il resto io compreso no. Cosa devo fare? Come mi devo porre? L'INPS di suo nella piattaforma
dovrebbe avere tutti i dati per cui anche ho ricevuto la NASPI a suo tempo, eccetera, quindi ha tutti i dettagli, compresi quelli dell'azienda, che mi contestavano avesse un codice Ateco errato. Io ho mandato anche l'errata corrige che è stata fatta a Camera di Commercio e quant'altro, tutta la documentazione, e a tutt'oggi, oltre che la beffa il danno, essere bloccata in Sardegna, non avere la possibilità di ricevere nemmeno il bonus, che credo che sia di diritto a questo punto. Grazie, buongiorno, prego. Grazie a lei, buona giornata. Prego Valentina. Sì, allora di fatto già il decreto Cura Italia di marzo prevedeva un bonus, quindi un'indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali del settore turismo. Questa indennità, se erogata, quindi se già pagata al lavoratore in questione nel mese di marzo, viene erogata automaticamente da parte dell'INPS, dell'istituto, anche per il mese di aprile. Bisognerebbe capire innanzitutto se il telespettatore appunto che chiamava ha un contratto che fa riferimento al settore turismo nello specifico. Sentivo che parlava di un codice Ateco sbagliato, quindi bisognerebbe capire anche la motivazione della respinta di questa indennità da parte dell'istituto. È anche vero che il decreto rilancio, quindi quest'ultimo, prevede la possibilità, previa ulteriore nuova domanda all'INPS, di ulteriori 1.000 euro per i soggetti lavoratori del settore stagionale per il mese di maggio, quindi ulteriori 1.000 euro, ed ha introdotto sempre per il mese di aprile e di maggio 600 euro di bonus per ogni mese per i lavoratori che appartengono stagionali, che appartengono al settore diverso da turismo. Quindi voglio dire, se per caso il bonus di cui parlava appunto il telespettatore in questione è stato respinto perché il settore suo di appartenenza non è il settore stagionale turismo, il decreto rilancio ha ampliato anche agli stagionali che lavorano appunto in settori diversi dal turismo. Io le direi sicuramente di presentare una nuova domanda, quantomeno per il mese di aprile e di maggio, e magari fare riferimento sempre alle nostre sedi. Credo che se si trova appunto in Sardegna, come mi sembra di aver capito, possa fare riferimento anche alla CGIL più vicina insomma al suo domicilio in questo momento, quantomeno per capire la motivazione della respinta e verificare se è riesaminabile, quindi presentare appunto della documentazione ulteriore, presentare delle motivazioni da parte sua appunto del lavoratore all'INPS, e per capire appunto se questo bonus per il mese di marzo può essere pagato. Allora, fra l'altro volevo sottolineare soltanto una piccola cosa velocissima. Con il 3 di giugno, quindi tra qualche giorno, decade la possibilità di richiedere le indennità Covid, i bonus famosi, per il mese di marzo. Quindi tutti coloro che non hanno presentato la domanda e che eventualmente ne avrebbero avuto diritto per il mese di marzo, il termine ultimo è il 3 di giugno. Bene, chiarissimo. Aspetti Valentina, abbiamo anche la pubblicità. Sara, però ci è arrivata un'altra domanda dal signor Luigi, ci chiede: ma se prima abbiamo detto che la cassa integrazione è l'80% perché alla fine sono 650-700 euro fatto il netto di 1000, chiaramente credo che lo dicevo, è una delle cose che più colpisce. Prego. No, il problema è che quando si danno dei numeri, per come lavoriamo anche noi in CGIL, poi le persone prendono quello come il verbo, giusto? Però io ho l'esigenza di dare dei numeri nel momento in cui sono certa di vedere la busta paga, perché ripeto, il netto che vedono scritto in busta paga è l'insieme di tutta una serie di partite, che può essere, oltre alla retribuzione del contratto, ci possono essere gli assegni familiari dentro, piuttosto che le detrazioni per carichi familiari e quant'altro, tutte partite, magari anche il bonus aziendale, per dirvi. Quindi in realtà è complicato dire a un lavoratore l'80% ti spetta in cassa integrazione, perché la cassa integrazione pulisce tutti i contenuti, quindi pulendo tutti i contenuti può essere che partite che ci sono in busta paga, che sono
soldi per il lavoratore non ci siano nel momento in cui la cassa integrazione eroga. Va bene, però Sara, dico una cosa, allora, se torniamo a quell'esempio dei 1.000 euro e la cassa integrazione è l'80% e quei 1.000 euro sono netti togliendo tutte le partite che lei citava, dovrebbero arrivare a 800. Dovrebbero arrivare attorno agli 800, però poi so che per certo, per dati visti, che non sempre arriviamo sull'80% corretto. Ecco, non illudiamoci, va bene, chiaro, perfetto. Ci fermiamo un minuto. Io preferisco essere chiara. Giustissimo. Ci fermiamo un minuto e torniamo con Sara Pasqualini e Valentina Durante. Torniamo in diretta 14:10 con Sara Pasqualini e Valentina Durante. CGIL risponde 0422 1626 764, ve lo ricordo ancora una volta. Sara, vediamo l'altra slide perché parliamo di congedo, parliamo di colf e badanti e anche di legge 104. Cosa affrontiamo adesso? Colf e badanti forse, che è un tema anche questo molto sentito? Sì, perché è anche nuovo, è proprio nuovo, quindi... Ci sono, diciamo, vengono incluse, ecco, questa è la novità. Ecco, prego. Sì, esatto. Allora, questo è assolutamente una novità che riguarda appunto i lavoratori domestici. È una nuova indennità prevista da quest'ultimo decreto che prevede 500 euro di bonus di indennità che verrà erogata sia per il mese di aprile che per il mese di maggio, quindi in totale sono 1.000 euro. La domanda, i requisiti insomma, per fare questa domanda in maniera insomma, breve sono il fatto appunto che il lavoratore domestico, colf o badante non deve essere convivente con il datore di lavoro e deve avere uno o più contratti di lavoro di almeno 10 ore settimanali. Va fatta, ecco qui è bene sottolinearlo, che va presentata una domanda all'INPS nel più breve tempo possibile, nel senso che poi si fa riferimento sempre ad un massimale di spesa previsto appunto dal governo, dal decreto rilancio, e invitiamo appunto tutti i lavoratori domestici a chiamare o comunque a mandare una mail, a contattarci telefonicamente per fissare un appuntamento e per presentare questo tipo di istanza, questo tipo di domanda direttamente appunto all'istituto. È una domanda appunto telematica. Altro? No, volevo aggiungere... No, appunto questo, mi bastava appunto fare riferimento al fatto che è una domanda in cui il bonus include 2 mensilità, aprile e maggio, di 500 euro ciascun mese, pertanto appunto 1.000 euro in totale vengono erogati a questi soggetti. Sulla legge 104, chi ci dice qualcosa? Allora, ecco, prego, sì. Allora, sulla legge 104 anche qui è una misura che è stata prorogata da quest'ultimo decreto, pertanto si fa riferimento ai permessi giornalieri retribuiti, quindi la possibilità data ai soggetti di assistere familiari disabili riconosciuti appunto in forma di gravità dalla legge 104. Qui c'è la possibilità appunto di assentarsi dal lavoro per un totale di 12 giorni complessivi per i mesi di maggio e di giugno, come potete vedere indicato appunto nella slide. Questi 12 giorni si vanno a sommare, ad aggiungere ai 3 giorni previsti già dalla legge 104 in via generale, diciamo. Quindi sostanzialmente si parla di un totale di 18 giorni. 3 mesi per il mese di 3 giorni per il mese di maggio, tra virgolette normali, 3 giorni per il mese di giugno e i 12 in aggiunta previsti appunto da questa misura del decreto appunto rilancio. L'indennità appunto legata alla fruizione di queste giornate della 104 è pari al 100% della retribuzione e anche qui non c'è da presentare nessun tipo di domanda all'INPS per il semplice fatto che chi è autorizzato dall'istituto già ad usufruire dei 3 giorni
della legge 104, basta soltanto comunicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di usufruire anche di questi 12 giorni previsti da questa nuova misura che appunto è stata prorogata dal decreto Cura Italia. Sara, ci sono interventi che sicuramente aiutano, bastano, che va bene definirlo rilancio nei nomi e nei fatti? Che valutazione possiamo dare? Cosa servirebbe in più allora, senza dare una lettura politica? Noi adesso ne abbiamo elencate alcune, ci sono altre partite, c'è il reddito d'emergenza, c'è la partita anche del discorso della NASPI che è stata protratta, perché anche questa, io adesso vado a memoria anche sulle telefonate che quotidianamente riceviamo in CGIL, certo. Anche il discorso della disoccupazione è stata prolungata di 2 mesi per quelli che gli scadevano la NASPI in questo periodo qua, quindi anche lì in forma automatica, quindi diciamo che di risorse annunciate e poi scritte il governo ne ha previste. Che questo sia l'unico strumento che possiamo avere da oggi ai prossimi mesi e che dia garanzia a un rilancio e una ripartenza, io la vedo abbastanza complicata, perché comunque le situazioni che quotidianamente noi verifichiamo anche nel nostro territorio è comunque questi 2 mesi di stallo hanno fatto male alle aziende, ma hanno fatto male soprattutto ai lavoratori, perché è molto aumentata la fascia di persone in difficoltà di arrivare a fine mese, tanto che addirittura questi giorni si parla anche di gente che non riesce ad arrivare a pagare l'affitto, perché ovviamente avendo una retribuzione più bassa e avendo anche punto di domanda su quello che è il suo futuro, da una parte le bollette e gli affitti vanno pagati, dall'altra parte non ci sono le risorse neanche forse per garantirsi la giornata. È ovvio che io penso che questa sia una prima modalità di tentare di dirottare risorse direttamente, e che ci sia comunque una fase che deve essere verificata sul mese di giugno, che da una parte verifichi l'andamento dell'emergenza sanitaria, perché comunque i casi, sentivo anche oggi Zaia, diceva i casi anche a Treviso sono fermi, però l'aspettativa è che comunque possa essere una sospensione temporanea, perché poi settembre-ottobre sono mesi tra poco, insomma. E dall'altra parte l'andamento economico, che è sicuramente la cosa che ci preoccupa di più in questa fase, perché questi 2 mesi hanno messo in ginocchio tante realtà. Allora Sara, abbiamo l'ultima telefonata, intanto aggiungo un dato: ancora i sindaci hanno scritto al Premier Conte una manovra o a rischio i servizi della città, senza una manovra di aggiustamento soldini, insomma è urgente e indifferibile, salteranno i servizi essenziali di tutte le città italiane, cioè, giusto per aggiungere poi un dato. Telefonata, pronto? Sì, pronto. Io sono Antonella, volevo un'informazione per quanto riguarda il reddito d'emergenza. Sì, giusto. Volevo sapere appunto se viene gestito direttamente dall'INPS oppure anche dai sindacati, se lo gestiscono loro, se si può già prendere appuntamento o andare... Brava Antonella, bella domanda. Chi risponde, Valentina? Sì. Prego. Allora, per quanto riguarda il reddito di emergenza, è sicuramente una domanda appunto che va presentata telematicamente all'INPS. La domanda può essere presentata attraverso il proprio PIN dispositivo dei soggetti, insomma dei cittadini, ma sicuramente ci si può avvalere anche dell'assistenza del sindacato. Ci sono dei macro requisiti che posso elencare, insomma, anche in maniera piuttosto veloce e generale. Innanzitutto si fa riferimento ad avere un ISEE, quindi un'attestazione ISEE della propria situazione reddituale familiare in corso di validità. Viene erogato un importo relativo al reddito di emergenza in 2 quote che va da 400 a 800 euro e la richiesta deve essere fatta entro il 30 giugno 2020, quindi insomma non abbiamo tantissimo tempo. Consiglio alla telespettatrice di rivolgersi sicuramente alle nostre sedi CGIL, alla sede magari più vicina alla sua residenza, più comoda, per fissare un appuntamento, comunque per richiedere la nostra assistenza, certo, questo sicuramente. Valentina, specifichiamo una cosa, è una tantum o prosegue nel tempo? Allora, ecco.
Allora si parla dell'erogazione appunto di una somma in 2 quote, un importo che viene erogato in 2 quote distinte che può andare appunto dai 400 agli 800 euro. Per il momento non si parla di una somma che viene prorogata poi nelle mensilità successive nel tempo, insomma, ecco, quello che sappiamo ad oggi è questo, insomma. Perfetto, chiarissimo. Sara, a chiusura cosa diciamo? Allora, diciamo che sicuramente in questa fase ci sono tante partite aperte, abbiamo l'esigenza di fare veramente sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, perché il fatto che l'economia sia stata in stallo per 2 mesi è una partita che riguarda tutti quanti. C'è disponibilità ovviamente da parte nostra di far ripartire il motore. Questo decreto ci dà qualcosa che poi a nostro avviso comunque è una prospettiva immediata, però aspettiamo anche che ci siano nuove aperture per i mesi che verranno. E dopodiché, insomma, il sindacato c'è sempre stato in questi mesi, abbiamo sempre cercato di rispondere a tutti quanti, a tutti quelli che arrivavano da noi per avere una risposta sulle modalità, perché sicuramente un'emergenza del genere, io non l'ho mai vista, però immagino che abbia colto un po' impreparati tutti. La partita, oltre delle ripartenze, è anche la partita della messa in sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro, perché comunque, ripeto, l'emergenza non è sicuramente finita, e la partita di una nuova modalità operativa anche nell'organizzazione del lavoro, perché l'emergenza Covid ha messo in evidenza proprio che siamo molto fragili dal punto di vista strutturali come aziende e come modalità operativa. Sentivo il ragionamento che facevano anche prima dell'innovazione, della digitalizzazione, ci sono le partite dello smart working, ci sono tutta una serie di partite che a mio avviso è il momento di affrontare con delle basi importanti. Va bene, grazie a Sara Pasqualin e a Valentina Durante, buona giornata e buon lavoro. Grazie, saluti. Grazie. Allora, abbiamo la pubblicità ancora, l'ultima barra, pochissimi istanti, ma credo sia già collegato il già vice ministro dell'economia Enrico Zanetti. Zanetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, questa mattina ci ha sentiti perché finalmente il governo fa quello che diceva lei, ma in realtà non è proprio così, eh? Se ci riferiamo alle dichiarazioni del ministro Gualtieri, ha parlato di un intervento fiscale che si concentrerebbe sicuramente sulla fascia corretta, cioè quella tra 28.000 e 75.000 euro di reddito lordo, che ha le aliquote del 38 e il 41. Bisogna capire, 1, in che termini interviene, 2, quando, perché se la premessa che fa il ministro è che la lotta all'evasione è la condizione per poter ridurre le tasse, anziché un giusto accompagnamento di 2 percorsi paralleli, i numeri ci dicono che questa è una frase ottima per dire che si vuol fare una cosa che però si sa già che non si farà mai. Ecco, allora, 10 miliardi di tasse in meno grazie al Recovery Fund, ecco la riforma Gualtieri, allo studio ci sarebbe, una cosa che per la quale lei ha sempre spinto, la riduzione delle aliquote accorpando quella del 38 e del 41% in una nuova del 36%. Fermi lì, ci sarebbero 10 miliardi di risparmi in tasse. Un minuto, Zanetti, torno da lei. Torniamo in diretta, allora taglio di 10 miliardi delle tasse, questo è nel progetto del ministro Gualtieri, uomo che i numeri conosce, Enrico Zanetti collegato con noi, però lei Zanetti col taglio, diciamo l'accorpamento, vi ricordo, delle 2 aliquote 38 e 41% in una nuova del 36%, ma lei in realtà non proponeva o non aveva un'idea di accorpare o di ridurre altre aliquote? No, l'idea era quella, solo che era un po' più radicale. Io proponevo di far letteralmente scomparire le aliquote del 38 e del 41, facendo in questo modo ampliare l'aliquota del 27, che oggi arriva fino a 28.000 euro e a 28 si interrompe perché comincia l'aliquota poi del 38%, farla arrivare invece fino a 75.000 euro. Cioè io proprio non dicevo via il 38 e il 41 e facciamo un'aliquota del 36. Perché cambia poco. Onestamente cambia meno di 10 miliardi, perché l'operazione che dico io ne vale 12. L'operazione dico io, cioè togliere l'aliquota del 38, togliere l'aliquota del 41 e avere un'unica aliquota IRPEF che
del 27% che arriva fino a 75.000 cioè, euro. Esatto, perché chi guadagna tra 15.000 fino a 75.000 euro avrebbe l'aliquota che dice lei del 27%. E ovviamente sarebbe un gran cambio. Risposta a quelli che dicono ma allora non c'è più la progressività. Non è vero, perché abbiamo tutte le detrazioni di lavoro dipendente, quelle legate ai familiari e quant'altre, che naturalmente decrescono all'aumentare del reddito, quindi l'aliquota effettiva per chi è a ridosso dei 15.000 sarebbe molto meno del 27, mentre diventerebbe un'aliquota vicina al 27 per chi è vicino ai 75.000. Era una proposta di portare le attuali 5 aliquote a 3, togliendo l'aliquota del 38 e il 41. Il ministro dice agiamo su quelle 2 aliquote, non le eliminiamo addirittura ma le abbassiamo al 36. Ripeto, la direzione di marcia, ove mai questo intervento venisse fatto, sarebbe quella corretta, perché lì bisogna agire. Mi pare un intervento però anche da un punto di vista quantitativo no da 10 miliardi, ne vale meno, perché ogni punto dell'aliquota del 38 tradotto in soldoni vale circa 1 miliardo e l'aliquota del 41 meno. Se tu fai un'operazione di questo tipo è un'operazione da 6 o 7 miliardi, non da 10. Questo è importante. Senta, però quella che suggerisce lei, che sarebbe meravigliosa, intendiamoci, cioè quella proprio che va a favorire, a aiutare la classe media di questo paese, poi, no? Possiamo definirlo così? Ma sì, perché il problema da noi... Ma sarebbe fattibile? In questo momento stiamo parlando di una dozzina di miliardi, è un intervento importante, però non è un intervento impossibile, bisogna fare delle scelte, però voglio dire, ad esempio io quella volta l'avevo proposto quando poi decidemmo di fare il bonus 80 euro, scelta legittima, del resto voglio dire, io ero quasi, data la composizione allora del governo, noi che c'eravamo come Scelta Civica eravamo praticamente l'unico blocco non proprio organico al centro-sinistra, avevamo fatto un accordo in Parlamento, il resto della coalizione, che era peraltro ovviamente quella più preponderante, aveva una matrice di centro-sinistra che legittimamente dal loro punto di vista, tra io che gli dico diamo fiato al ceto medio e loro che pensano ai redditi bassi, lavoro dipendente, ha vinto quella visione. Però per dire, dal punto di vista quantitativo è la stessa roba, il bonus 80 euro vale circa 10 miliardi, la roba dicevo io ne vale una dozzina, non è assolutamente un intervento impossibile, bisogna fare delle scelte. Secondo me non ci piove che la cosa più importante da fare oggi è agire sui redditi del ceto medio, perché lo so che a qualcuno che mi ascolta gli sembrerà incredibile quello che dico, ma in Italia il 75% dei contribuenti paga già oggi tasse meno del 15%, perché le aliquote nominali sono il 23%, il 27%, ma quando ai redditi bassi ci sono detrazioni di lavoro dipendente, certo, bonus 80 euro, detrazioni per pensioni, il 75% dei contribuenti paga pochissimo. Il problema è che il restante 25% paga molto, e il problema non è tanto di chi ha redditi altissimi, perché chi ha 400-500 mila euro di reddito che paghi il 40%, 45% onestamente non è sconvolgente, all'estero è normale. Quello che è sconvolgente è ritrovarsi già sopra i 28.000 euro di reddito lordo con un'aliquota che comincia a galoppare al 38%. E che lei definisce espropriativa di solito, no? Cosa? E che lei definisce espropriativa di solito, no? Ma certo, in quella parte la nostra progressività diventa espropriativa. Quindi io non dico di andare ad alzare le tasse a chi oggi, avendo redditi bassi, giustamente ne paga molto pochi, ma tutti gli euro che riusciamo a trovare facendo delle scelte politiche o eventualmente ricevendo degli spazi di bilancio non vanno messi per far pagare addirittura -1 i famosi incapienti a chi già paga 0. Cioè vanno messi per far pagare un po' di meno a quel ceto medio che è tutt'altro che iperbenestante e che è letteralmente massacrato da aliquote che vanno dal 38%. Insomma, stiamo più addizionali regionali e comunali, ma stiamo scherzando. È chiaro che è lì che si deve intervenire. Chiarissimo. Grazie a Enrico Zanetti, già Vice Ministro all'Economia. Grazie Zanetti, buona giornata. A voi. Grazie, ci rivediamo alle 17:30, come sempre ricominciamo la nostra straordinaria, gli approfondimenti e tutte le novità di questa giornata. Arrivederci.